Scusate, avevamo deciso di cominciare alle 2:30, però siccome abbiamo tantissimi interventi per oggi pomeriggio, se è possibile, se chi è interessato torna in sala, magari anticipiamo di qualche minuto, non di tantissimo, e penso che valga la pena di farlo. Le questioni che tratteremo oggi, di cui parleremo oggi pomeriggio, sono veramente strettamente legate alle questioni di artigianato e restauro nei diversi settori che siamo riusciti a coinvolgere. Ci tengo molto a dire che le persone che sono qui presenti sono persone che lavorano con noi in modi diversi e discutono con noi di queste ipotesi che vi abbiamo lanciato in vario modo da parecchio tempo in generale, ma che le persone che avremmo potuto coinvolgere sono sicuramente molti di più. Credo che l'abbiate colto un po' tutti in questi giorni, che le possibilità sono veramente tantissime e che l'abbiamo detto molto all'inizio nella relazione introduttiva, lo diceva il Presidente dell'Istituto Veneto all'inizio, nel suo saluto iniziale. Siccome questa è la vogliamo considerare una tappa del nostro lavoro, abbiamo intenzione di andare avanti. L'Istituto Veneto si è già impegnato, il Consiglio direttivo, Consiglio di Presidenza dell'Istituto Veneto si è già impegnato a organizzare una seconda tappa nel marzo 2023, una serie di questioni e di allargamento rispetto alle persone coinvolte è già sul tappeto, è già sul tavolo, è già stato previsto. Ma l'idea è proprio di lanciare degli ami, degli appelli e l'incrocio delle questioni che andiamo a trattare. Con questa logica, tenendo conto delle cose dette stamattina, delle cose dette nei giorni scorsi, dette stamattina, passiamo appunto a centrare la nostra attenzione soprattutto sulle questioni dell'artigianato in senso ampio, partendo da questioni tipicamente legate al restauro. E con questo io do la parola a Giulio Manieri Elia, il quale è tante cose, come molte delle persone che avete sentito, è uno storico dell'arte, in questo momento è direttore delle gallerie dell'Accademia, con le quali peraltro noi abbiamo cominciato come Associazione Progetto Rialto a organizzare delle iniziative in partenariato ancora prima del Covid, prima della pandemia. Facevamo delle lezioni della storia alle gallerie, nella sala conferenze delle gallerie dell'Accademia, iniziativa che abbiamo intenzione di riprendere a gennaio prossimo. Detto questo, però, Giulio Manieri Elia si è formato molto sulle questioni del restauro e in questo momento lo coinvolgiamo proprio a partire da questo. Lui ha fatto anche proprio nella serie delle lezioni della storia che abbiamo fatto come progetto Rialto, una bellissima lezione sul restauro che in quel momento avevano in sottomano del Carpaccio, del celebre Carpaccio con il ponte di Rialto Ligneo. E è un esperto di queste cose. Io varie volte ho menzionato in questi giorni la questione del restauro degli edifici e ne parleremo con alcuni delle persone che sono qui presenti, ma anche il restauro delle opere d'arte, che significa le opere d'arte su tela, su tavola, su carta e così via. Giulio è veramente particolare, oltre che storico dell'arte, è veramente molto esperto di questo aspetto e quindi è per questo, in questo momento, che l'abbiamo coinvolto e gli lascio la parola. Grazie Donatella, ringrazio i curatori, ringrazio il comitato scientifico Stefano Pedrocco per avermi invitato e come dire, sono anche un po' colpito dalla scelta di inserirmi in questo contesto in cui parlano molto gli operatori, no? E anche i facilitatori degli operatori, degli artigiani. Non è una posizione che però sgradisco, anzi mi fa molto piacere e anche un po' corrisponde alla mia attitudine pragmatica e quindi devo dire che sono volentieri, anche se Donatella ha cercato di tirarmi nell'altra parte della sessione, devo dire che qui mi trovo molto, molto a mio agio. Tra l'altro molti di queste persone sono anche amici, quindi colgo lo stimolo di questa posizione che ho.
Dunque vorrei tuttavia anticipare che non sono certo di riuscire a dare suggerimenti per la rivalutazione del contesto realtino o far avanzare il dibattito sulla rigenerazione urbana. Posso, come anticipato Donatella, nei minuti a mia disposizione, e sarò breve, soffermarmi su un tema a cui tengo molto. Mi riferisco all'attività operativa del restauro pittorico, ovviamente quello che conosco e come anticipato Donatella. Una realtà di grande rilevanza, molto significativa anche perché portatrice di un valore qualificante per la città. Non solo dal punto di vista meramente economico, ma anche culturale, di sistema. Si tratta di un ambito operativo, lavorativo, in cui Venezia può essere considerato un modello e che ha avuto e può continuare ad avere e incrementare un suo primato. Questo delle volte rifletto sul fatto che Venezia fa moltissime cose e forse delle volte riesce meno a raccontarle, anche nel contesto italiano. E qui c'è un primato che Venezia ha nell'ambito del restauro pittorico. Lo dirò più volte, però perché è un tema a cui credo molto. Dicevo, un ambito che ho frequentato alla luce di una pluridecennale attività di funzionario di soprintendenza, direttore di musei e direttore dei lavori, su opere come il restauro del ciclo di Sant'Ortona di Carpaccio, del ciclo della Vera Croce di Gentile Bellini, che è attualmente in corso, anzi anche lì un cantiere che cerchiamo compatibilmente di tenere aperto per poterlo far vedere, perché è molto, molto, molto significativo quello che sta succedendo. E naturalmente sono stato il direttore dei lavori del restauro dell'Assunta di Tiziano, il restauro appena inaugurato. Tutti questi casi credo che siano dei restauri abbastanza eccezionali, tra, secondo me, i più importanti restauri che sono stati fatti in Italia. Dicevo, una realtà, dunque porterei una riflessione generale sulla specificità del restauro pittorico a Venezia. Dicevo, una realtà produttiva qualificante che ha un impatto molto positivo avendo favorito la realizzazione di restauri qualitativamente, tecnicamente e tecnologicamente molto avanzati e agevolando la maturazione di una specifica cultura del restauro che ha permeato a più livelli e più che altrove in Italia la consapevolezza e l'attenzione pubblica su questo specifico settore. Si tratta di un primato su cui si può ulteriormente lavorare. Mi ha sempre colpito la partecipazione delle persone ai dibattiti intorno al restauro pittorico e questo non è un fatto, venendo da un'altra città, comune. Uno dei motivi generatori di questo primato risiede in un fortunato circolo virtuoso che ha i suoi caposaldi in un patrimonio storico-artistico unico, nella presenza dei comitati privati per la salvaguardia di Venezia. Stamattina ha parlato Paola, mi sembra di parlare in continuità con le cose che ha detto, e poi nel proficuo rapporto istituito tra le fondazioni e gli uffici preposti alla tutela e con l'amministrazione cittadina. Dunque un evento catastrofico come l'Acqua Granda del 66 ha avuto almeno il fortunato esito di aver favorito lo stabilirsi in città di questi comitati, che hanno reso disponibili fin da allora, e abbiamo superato i 50 anni, generosi finanziamenti indirizzati al sostegno dei restauri, non solo pittorici ovviamente, e professionali strutture operative per gestirle. Negli anni che ci separano da allora Riva Venezia hanno anche completato la gamma del loro impegno, indirizzando ad altri settori della cultura, contribuendo al finanziamento e alla promozione di mostre, di cataloghi, di allestimenti museali. Un esempio su tutti, che forse non è noto a tutti quanti, praticamente l'intero piano terra delle gallerie dell'Accademia, dedicato all'esposizione delle opere del Seicento e dell'Ottocento, è stato reso possibile grazie ai finanziamenti di Venice Heritage con Samsung, Venice Foundation e Venice Imperial, allestimenti inaugurati per lotti nel 2016, 2018 e 2021. Un circolo virtuoso che meglio definirei un sistema positivo per la città, che è un margine, credo, ulteriore di azione e di ampliamento, anche per la naturale connessione e integrazione con quel vasto mondo dell'arte che fa bene a Venezia e della cultura,
che ruota intorno ai musei, alle università, alla Biennale, alle fondazioni. Ne apriranno 3 nuove di arte contemporanea nel 2024. Non so quante città italiane possono vantare questo, cioè Palazzo Manfrin, Fondazione Berggruen, Fondazione Ascher. Un sistema dell'arte che è diventato un motore propulsivo per l'economia e diciamo l'assetto generale della città, la proiezione internazionale di essa. Il sistema del restauro ha anche funzionato, dicevamo in apertura, perché le istituzioni di tutela, prime fra tutte le sovrintendenze, e i detentori dei beni, le chiese, i musei, hanno fatto e fanno la loro parte in collaborazione. E bisogna dare atto in modo fattivo, favorendo il procedere degli interventi, dirigendoli o facendo la cosiddetta alta sorveglianza. Insomma, un meccanismo, un sistema che funziona. Ulteriore elemento positivo di questo sistema intorno al restauro è che i soggetti attivi, quelli che ho citato, hanno avuto cura di seguire la strada di favorire le attività conoscitive connesse al restauro, indagini con tecnologie avanzate e non distruttive, valorizzazione delle applicazioni tecnologiche in questo ambito e soprattutto poi di diffondere gli esiti conoscitivi degli interventi insieme all'università, promuovendo varie forme di divulgazione scientifica, convegni specialistici, seminari, lezioni accademiche, che hanno avuto sempre molto seguito, generando una specifica cultura, una propensione, un'attenzione verso i temi del restauro. E naturalmente, come dicevo prima, questo è avvenuto più che altrove. Dunque un sistema che non appare in Italia e che non solo ha reso possibile moltissimi interventi e iniziative, valorizzando la conoscenza specifica, ma che ha contribuito ad aumentare il livello qualitativo degli interventi, a generare una crescita conoscitiva e operativa delle ditte di restauro, anche a dialogo tra loro. Questo per esempio da noi, nei laboratori della Misericordia, si attivano da loro dei dialoghi tra ditte con una crescita complessiva. Perché hanno intorno questo terreno fertile che sto cercando di definire, motore del sistema, torniamo naturalmente a loro, e la notevole immissione di fondi da parte dei comitati, che hanno anche a loro vantaggio un altro specifico fattore. Trattandosi di fondazioni private senza scopo di lucro, i loro contributi rientrano nella fattispecie amministrativa delle elargizioni liberali, che permettono di gestire l'affidamento con molto maggiore rapidità e agilità, contemplando per lo più anche affidamenti diretti. Non mi avventuro in questa questione perché non c'è tempo e poi è molto complessa e anche abbastanza spinosa e forse non sono io la persona più adatta a parlarne, però loro di fatto superano il codice dei lavori pubblici che sostanzialmente ancora su questa materia è molto delicato perché praticamente l'aggiudicazione si fa ancora mediante il parametro dell'offerta economica perché essendo il più indiscutibile è quello che è più favorito, anche quando si sceglie di utilizzare l'aggiudicazione mediante il parametro dell'offerta economica più vantaggiosa. Veniamo a dati più concreti. La quantificazione della collaborazione dei privati con le gallerie dell'Accademia assomma la cifra nell'ambito dei restauri assomma la cifra significativa di circa 1.800.000 euro di contributi dal 2018 al 2022. Gli interventi hanno spaziato dalla sistemazione del tablino del Venice in Peril, naturalmente lo conoscete tutte, la sala di Palladio espositiva al piano terra, danneggiata dall'acqua alta del 2018, ai tanti restauri pittorici. Ad essi si può aggiungere una borsa di studio per il secondo chimico del restauro, attivo nell'ambito delle ricerche applicate nei nostri laboratori scientifici della Misericordia. Questi fondi sono stati integrati con finanziamenti da parte del museo per una cifra di circa 150.000 euro per il 2019-2021, quindi vedete quanto la cifra è inferiore e questo perché i comitati privati subentrano. Questo fa delle gallerie anche un motore e un datore di lavoro nell'ambito di cui stiamo parlando e di un qualche peso. Per darvi ancora un dato per valutare, nei nostri laboratori hanno lavorato continuativamente tra il 2019 e il 2021, tranne il brevissimo periodo del lockdown, quindi noi non solo abbiamo tenuto aperto il museo ma anche i laboratori,
Hanno lavorato 5 ditte su altrettanti cantieri, sia per opere delle gallerie che del territorio, pari a circa 15 operatori. Attualmente sono al lavoro 4 ditte per un totale di circa 10 restauratori. Mi soffermerei un momento sui nostri laboratori appena citati, un unicum per dimensione e specialità sul territorio, non solo regionale ma nazionale. Non credo che non ci sono molti musei italiani che possono vantare una struttura del genere e una struttura che vorremmo ulteriormente valorizzare. Spetta al sovrintendente Francesco Valcanover l'istituzione del laboratorio, e qui c'era Lazzarin che è stato uno dei motori, no, del laboratorio, quando ancora era sovrintendenza e quindi ci occupavamo di pietre, adesso naturalmente non ci capita più. L'istituzione di un laboratorio di restauro dove volle pionieristicamente associare all'attività vera e propria del restauro quella conoscitiva e diagnostica, ovvero quelle ricerche applicate al restauro che oggi ancora più di allora sono ritenute insostituibili strumento di supporto all'intervento. I laboratori erano dapprima collocati nella chiesa di San Gregorio, vennero poi via via spostati alla Misericordia dal 1982. Qui vennero allestiti 4 laboratori e ancora sono tali per tipologie di manufatti dipinti su tele e tavole, materiali cartacei, manufatti metallici e materiali lapidei. Alla Misericordia venne poi dato molto spazio alla parte dedicata alla ricerca applicata e ancora stiamo continuando su questo ambito. È una struttura nata e cresciuta con grandi ambizioni che si ritiene rilanciare connettendola ulteriormente al territorio. È stato creato un know-how fatto di oltre 40 anni di attività e un'eredità di conoscenza, documenti, un ricco archivio di immagini dedicati e con il più esteso archivio al mondo di campioni di pittura veneziana e veneta prelevati negli anni passati. Oggi con le tecnologie non distruttive è una pratica largamente accantonata perché si riesce ad avere informazioni anche senza prelievi. Comunque questo repertorio rimane e ci torniamo spesso quando torniamo a restaurare le opere, torniamo a rianalizzare questi campioni di cui appunto siamo detentori e conservatori. L'attività dei nostri laboratori, e con questo concludo, e il loro rilancio crediamo possano essere il contributo delle gallerie a questo significativo sistema del restauro a Venezia. Grazie. Ringrazio moltissimo Giulio, stavo dicendo Mario, lapsus. Sono stata per molti anni collega di suo papà e quindi Magneria per me è collegato al nome di Mario, per questo il lapsus e per spiegarvelo. Ringrazio moltissimo Giulio, mi pare che sia assolutamente centrale il suo intervento. Lui all'inizio diceva non so bene cosa c'entro con che cosa vi posso dire a proposito di Rialto. Io credo che invece ci puoi dire moltissimo, non solo perché appunto quello che stiamo cercando di fare è di fare sistema e questa è la cosa di fondo e essenziale. Io sono assolutamente convinta, me lo avete sentito dire un sacco di volte, che tutto il saper fare che esiste a Venezia nei diversi settori non ha confronti possibili con il mondo intero, ma come giustamente dicevi tu, qualche volta c'è la difficoltà di raccontare, probabilmente di far sapere. Non pensate che Rialto possa anche essere una finestra per far sapere, per far conoscere, per far sapere che esiste questo sistema e che esistono queste peculiarità e questo primato nei diversi settori e in particolare per quello che ci riguarda in questo preciso momento, una finestra per far sapere che queste cose esistono, perché chi è del settore sa benissimo che il laboratorio della Misericordia, non si tratta di spostare quel laboratorio, tutt'altro, però voglio dire, chi lavora in questo settore conosce quel laboratorio, l'ha visto, ne sa qualcosa. Alcuni dei veneziani curiosi, vedo la Lella dietro a me, conosce queste cose, ma molti invece non li conoscono affatto, fra i veneziani per primi e sicuramente i foresti che pure sarebbero interessati anche. Per cui io credo che ci sia anche appunto un problema di far conoscere e di avere delle finestre in cui mettere a sistema e descrivere. E per esempio un altro aspetto che tu hai toccato e che secondo me è importante è il dialogo fra le ditte.
anche per il dialogo fra le ditte, visto che abbiamo degli spazi vuoti o in via di svuotamento, non potrebbero quegli spazi essere pezzetti di quegli spazi essere disponibili per questo tipo di attività, cioè il dialogo fra le diverse ditte che sono inevitabilmente interessate a parlarsi. Io credo che in questo senso questo tipo di contributo abbia molto a che fare con Rialto. Sono appassionata alla cosa. Siccome abbiamo molte persone coinvolte, darei la parola a Gianni De Checchi, seguendo il programma a Gianni De Checchi, che fino a pochi mesi fa è stato segretario, giusto come titolo o no, del Confartigianato, che ha seguito le nostre attività di Associazione Progetto Rialto fin dall'inizio, e che è particolarmente impegnato, tutti quelli che sono veneziani lo conoscono da tempo, nel dibattito sulla città in generale, al di là dello specifico delle sue competenze. Gianni. Donatella, grazie, però che non credi di cavartela così, perché ti ho iscritto nella lista nera. Perché darmi e darci la parola dopo gli interventi fino a Giulio che ha parlato poco fa, quelli di questa mattina incredibilmente puntuali, precisi e anche dotti, di ieri e dell'altro ieri, è un colpo basso, e quindi in qualche modo cercherò di perdonarti e comincerò a farlo, diciamo, parlando semplicemente di quello che ho imparato a conoscere in questi 42 anni di attività a Venezia, dopo aver maturato, diciamo, alcune convinzioni e molti dubbi. Più invecchio, più i miei dubbi sono numerosi rispetto alle certezze. Non so se succede così anche ai non più giovanissimi. Diciamo che uno dei dubbi che non ho è se è nato prima l'uovo o la gallina. Io ho una delle mie povere, piccolissime certezze, che tra l'altro mi è come dire, confermata dalla scienza, e non ho dubbi, è nato prima l'uovo. Questo che sia chiaro. Uscendo dalla metafora, non ho altrettanto dubbi che il problema della diciamo quasi sparizione, della riduzione forte dell'artigianato di qualità a Venezia, e anche ci metto il commercio di qualità, perché esiste anche un commercio di vicinato, un commercio di qualità, quindi non un commercio di cose comprate alla metro il giorno prima nel numero esatto cui si prevede che arrivino i turisti, ma un commercio, diciamo, di spessore. È iniziato ben prima dell'eccesso di turismo, dell'overtourism, come qualcuno lo ha evocato questa mattina e come si usa chiamarlo. Ed è speculare al calo di residenti di questa città, che è iniziato ben prima del fenomeno del turismo, perché io ricordo sommessamente che alla fine degli anni 70 gli abitanti a Venezia erano 106.000 circa, e gli artigiani a Venezia erano 2.208. In quegli anni, fine anni 70, primissimi anni 80, eravamo tutti impegnati in un dibattito che ha segnato poi la storia della città. Come facciamo a portare più turisti a Venezia? Questo era il leitmotiv delle politiche cittadine e anche associative, perché confesso che mi e ci siamo fatti fare prigionieri anche noi da questo tipo di tematica. Ecco allora i carnevali, ecco allora portare il turismo d'inverno, i mercatini, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi, se guardiamo, diciamo, indietro, ma indietro non conviene mai guardare, perché si corre il rischio di andare a sbattere ancora di più davanti, diciamo, probabilmente quelle preoccupazioni che di allora erano probabilmente infondate. Fatto sta che tutti ci siamo un pochettino fatti coinvolgere da questo tipo di problematica e siamo arrivati alla situazione attuale, che è di 1.008 artigiani e
Cosa dice la farmacia stamattina? Non ho guardato. Vabbè, insomma, 49 e rotti. Quindi il nostro uovo ha cominciato a essere questo, una città difficile, delicata, i cui residenti, non quelli dei palazzi, ma i cittadini, diciamo così, il popolo, per usare un termine che forse non è tanto di moda, avevano il bagno sulle scale, all'esterno, il cesso, diciamolo pure, senza paura di, come dire, di pruderie, che insomma, questa era la realtà. Quindi l'abbandono della città per mete più comode, più moderne, con più servizi, con una maggiore facilità di collegamento, eccetera, eccetera. Dopo è arrivato il fenomeno del turismo. Lo dico per fare giustizia anche di una falsa polemica che serve solo a fare confusione, che in questa città c'è il partito del turismo sì e turismo no. Il turismo di per sé è un valore aggiunto dappertutto. Il turismo di per sé è la prima industria di questo paese e lo continuerà ad essere sempre, non c'è tema di smentita. Il problema è non tutti nello stesso posto, nello stesso tempo. Questo è il problema. Quindi l'overtourism nasce da qui. Non si tratta di criminalizzare quella che è una fonte di reddito e di produttività per il nostro paese, che se non è la prima, forse è la seconda. E quindi per la nostra città ormai è diventata la prima. Ma esiste un solo tipo di turismo? Io sono convinto di no. Esistono due tipi di turismo minimo. Il primo è, io lo chiamo buono, scusatemi se vado così molto, come dire, semplicemente, colloquialmente, ma io sono una persona semplice che è abituata un po' a gestire le cose e a vederle così, con la loro fotografia, diciamo, e che è il turismo cosiddetto, diciamo, permanente, quello che si ferma in città minimo 2-3 giorni, quello che ha, diciamo, un approccio culturale con la città, di fruizione dei musei, delle cose, eccetera, ma anche di fruizione delle tradizioni, della cultura della città, dei laboratori artigiani che fanno vedere le loro lavorazioni, eccetera, quello che si diciamo, concentra negli alberghi e nelle diciamo, strutture ricettive. Poi c'è un turismo cattivo, che è il turismo dei cosiddetti escursionisti. Gli escursionisti sono persone che si fermano da poche ore a una giornata a Venezia, in numero molto ampio, molto forte, e io ci metto dentro anche i viaggi di gruppo senza neanche sapere dove si è, senza un minimo di cultura e di preparazione, e anche questo è turismo cattivo. In ogni caso, turismo buono o turismo cattivo, mi spiegano sociologi, antropologi, urbanisti di chiarissima fama, che esiste una forbice molto semplice per capire se un turismo è buono o è cattivo. E la forbice è il numero dei residenti. Quindi, se il turismo supera il numero dei residenti in qualsiasi posto e addirittura lo incrocia, crea un cortocircuito che produce solo che danni e solo che problemi. Ed è questo che è accaduto a Venezia. Quindi 100.000 presenze al giorno in una città con 49.000 abitanti è cortocircuito, da cui poi discendono tutti gli altri aspetti che sono la riconversione delle case per turisti, i bed and breakfast, eccetera, tutte cose rese, credo, mirabilmente anche dal film di Segre che abbiamo visto tutti, ridendo amaramente. Allora, questo fenomeno ha creato uno squilibrio della società veneziana. È sparito totalmente il ceto medio, sono sparite le attività, diciamo, tradizionali, culturali, storiche della città,
è avvenuta una polarizzazione di attività commerciali, artigianali e di residenti che ha banalizzato in maniera definitiva il tessuto della città. Domanda al ribasso, e sempre più al ribasso, perdita conseguente dell'artigianato di qualità che ovviamente non può, sottostare a questo tipo di ricatto economico sui prezzi, eccetera. Perdita del commercio di vicinato, perdita con i residenti delle attività di servizio, e arriviamo alla situazione attuale, che è una situazione che ci fa capire come nella socio-economia esista una sorta di forza di gravità, e cioè diceva stamattina qualcuno, mi pare il dottor Cavalli, non facendo niente si resta fermi. Io sono convinto che non facendo niente si resta indietro, cioè si va sempre più in basso per questa forza di gravità naturale che caratterizza questo tipo di fenomeni, e quindi si continua ad andare al ribasso sempre di più. Arrivo alla mia, mi pare, seconda o terza certezza, quindi sono pochissime quelle che ho. Che fare? I cinesi, quando hanno voluto rimpinguare la popolazione di panda, che voi sapete è stato in via di estinzione per molti anni, ed era più presente nei negozi di cose per bambini, di panno per bambini, che non nelle foreste della cosa, non hanno iniziato introducendo panda, fattrici di panda, stalloni di panda a rimpinguare la popolazione, perché sarebbe stato sbagliato, non avrebbero agito su quella che è la cosa fondamentale, che è l'habitat, perché l'artigianato non ha bisogno di tante cose, l'artigianato nasce da solo, non ha mai chiesto il permesso per nascere, oddio sì, permessi anche a massa, per quello. No, ma dico il permesso in termini strategici, in termini economici, eccetera. L'artigianato si basa su due fattori: la domanda e la capacità manuale di fare le cose belle, come ci spiegava Cavalli oggi. Poi l'artigianato va avanti con le sue gambe, è sempre stato così. Anzi, l'artigianato sostenuto fa il male dell'artigianato, soprattutto nei giovani, perché questi giovani aprono, ricevono contributi, cose eccetera, dopo 3 anni, 4 anni, 5 anni chiudono perché non hanno la forza, la solidità mentale, psicologica, economica per andare avanti. Quindi i cinesi cosa hanno fatto con i panda? Hanno liberato 20.000 metri quadrati da attività umane. Facendo così hanno consentito alla boscaglia, alla foresta di rinascere, e nella foresta cosa nasce? Nasce il bambù. E il bambù è ciò di cui i panda hanno bisogno, solo quello. Poi i panda muoiono di malattie, di cose, eccetera. Qualche cacciatore ne prenderà qualcuno, ma è fisiologico, non importa. L'importante è che il panda mangia, credo beva, perché senza è il morto. Quindi io sono convinto, ed è la terza convinzione, che bisogna puntare sulla residenzialità in maniera forte. I piani casa per Venezia, gli ultimi risalgono agli anni 90, con molto impegno, ma purtroppo ideologici, perché hanno puntato, e anche la normativa ha creato questo tipo di vincolo, per cui le graduatorie ERP, questo e quello, eccetera, hanno puntato su ceti, molto bassi, o su ceti medi che riuscivano ad imbrogliare le carte.
perché questa è stata la caratteristica principale dei bandi casa di Venezia. Mi dispiace dirlo, però temo che sia la verità. Una politica seria sulla casa che punti ai giovani, alle giovani coppie, al ceto medio che è sparito totalmente da Venezia, manca ormai da una 25 d'anni, se non di più. E non intendo interventi spot che si leggono sul Gazzettino, restaurate 2 case, eccetera, per carità, va benissimo. Intendo un piano, un progetto, possibilmente discusso con la città, con le organizzazioni di categoria, con tutti gli stakeholder, come direbbe qualcuno che sa l'inglese, per dare modo alla città di rifondare e di ricreare il proprio spazio vitale, il bambù. Temo che questo sia più importante ancora di certe bandierine, tipo le fognature, di cui qualcuno si è innamorato anche nella nostra amministrazione, che fa molto così, molto fine, molto chic parlare di fognature, ma temo che purtroppo questo non sia il problema più importante, perché quando tutti faremo, diciamo, le cose negli appositi spazi e contenitori, non fatemi essere più preciso anche perché abbiamo tutti mangiato, ma la città sarà senza gente. Quindi giovani coppie, studenti, eccetera, eccetera. Qua bisogna costruire una task force che non è la giunta, non può essere una giunta, devono essere professionisti, sociologi, antropologi, architetti, urbanisti, gente che studia la problematica e dalla problematica arriva un piano casa, diciamo, decente quantomeno, degno di questo nome. Oggi come oggi, chi pensa che Venezia sia una meta ambita sbaglia. Questa è un'altra convinzione che ho, quindi sono arrivato 4, forse 4, sì. Perché Venezia è cheap, è considerata cheap, è considerata... Le persone, diciamo, di una certa qualità e possibilità economiche che vengono a Venezia lo fanno di nascosto, scappando la mattina dopo e tornando a Milano, Roma, Zurigo, Londra, New York, eccetera, eccetera, nascondendosi nelle 2 o 3 case che fanno le feste più o meno in maschera, eccetera, che sono che vanno molto di moda e basta. E il resto se maragia. Non saprei come dire meglio, ci capiamo, no? Ecco. Queste persone si vergognano, diciamo, in maniera così molto fine, non lo dicono, non lo danno a che vedere, ma si vergognano di venire a Venezia e di confondersi con questa situazione che chi ha avuto il piacere di andare a girare per la città l'altro sabato o domenica, adesso non mi ricordo che giorno era di preciso, ha toccato con mano in maniera evidente. Quindi bisogna riformare il tessuto urbano prima di pensare ai panda. Questo ci fa lavorare indirettamente ma in maniera forte sull'artigianato, sul commercio di qualità, sui cittadini di maggior qualità, di maggiore potenzialità culturale, economica, eccetera, ciò di cui questa città ha bisogno. In questo contesto, perché se no voi mi direte cosa sei venuto a fare qua, a farci questo pistolotto che non c'entra niente col convegno. E invece no. Perché? Perché io penso, ma vedo che lo pensano anche altri, quindi l'idea ha già tanti padri e madri, e quindi vuol dire che è una buona idea. Io non ho, come dire, nessuna velleità di paternità, eccetera, non mi ricordo neanche più chi l'ha lanciata, se forse eravamo davanti a uno spritz in campo, ecco, probabilmente sì. Comunque, insomma, tanti padri e tanti madri vuol dire che, insomma, diciamo, l'idea funziona. Quindi rialto come
potenziale volano come concentratore di bellezza, l'ha chiamata così Cavalli, io sono perfettamente d'accordo. Artigianato di qualità, io ci metto anche il commercio di qualità, eccetera, eccetera. Molti giovani a Venezia stanno indicando inascoltati questa strada, di percorrere questa strada. E sono tutti a casa, senza partita IVA, che lavorano in nero, anche in gran parte sottopagati, e quindi formano un'economia sommersa d'oro, di smeraldo, un'economia sommersa di enorme qualità. Sono designer, sono esponenti della moda, artisti di varia natura, tutto un sottobosco che è presente a Venezia e non solo a Venezia, di giovani che vorrebbero fare questo tipo di attività, hanno solamente bisogno di un posto che non costi 3.000 euro al mese, magari di un piccolo sostegno per partire e di qualcuno a cui fare riferimento. E questa è una corrente, badate bene, che c'è in tutto il mondo, non solo a Venezia, perché io l'ho toccata con mano, conoscendo questi ragazzi, invitandoli alle cose che facciamo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma in tutto il mondo esiste una corrente in questo senso. Questa corrente si chiama allontanamento dalla massificazione dei consumi, la gente ne ha le scatole piene, e avvicinamento ai consumi di qualità. Roba bea, roba buona, che duri, fatta bene, fatta in maniera corretta, e il massimo è che rappresenti una storia e una identificazione con il luogo. Ecco, questo è quello che la gente, diciamo, al mondo, che oggi diciamo, ha una laurea in percentuale infinitamente maggiore a 30 anni fa, che è diversa da quelli di 30 anni fa, vuole e chiede. Sì, l'IKEA, sì, le cose, diciamo, delle grandi marche, che se tutte compagne, tutte precise, eccetera, ma questa corrente dice che si sta andando in questa direzione. Venezia in questo senso è un faro naturale, è un faro che da sempre è sulla roccia lì, guardato da tutti, quindi potrebbe diventare, come dire, anche un campione di questa logica. Quindi le fabbriche nuove, io penso che possano essere uno straordinario volano per un progetto in questi termini, attraverso la formula dell'incubatore di imprese. Esiste un decreto nel nostro Paese che è del 2012 che prevede la creazione di questi, diciamo, di queste organizzazioni che servono a lanciare nuove imprese, a far rimanere un po' di tempo in modo da assettarsi sul mercato, vedere se funziona o no anche, e poi andare avanti dando il cambio. Vogliamo anche inserire delle attività, come dire, fisse per dare un indirizzo, diciamo, più specifico e una connotazione più chiara a questo fenomeno. Bene, facciamolo. Bene l'attività della formazione, eccetera, convegni, cose, eccetera, quindi un volano che inizi a ruotare, magari partendo piano, ma che poi ruota a livello internazionale. Quindi, diciamo, quello che ha detto Cavalli stamattina me l'ha tolto di bocca, ma andiamo meglio perché così finisco prima. Però è questa la strada che si potrebbe percorrere. Attenzione però, e veramente chiudo, a Venezia ci sono già stati degli incubatori. Abbiamo avuto l'ex NOM, sei un'incubata. E abbiamo avuto per certi versi l'ex Cosma e Damiano, il convento alla Giudecca, anche se non era tecnicamente proprio un incubatore, ma insomma si richiamava quel tipo di esperienza.
chiediamoci perché non hanno funzionato. Non hanno funzionato perché prima bisogna mettere il bambù e poi ci mettiamo i panda. Allora bisogna che qualcuno abbia l'umiltà di parlare delle scelte. La giunta deve calarsi col paracadute e parlare delle scelte con chi rappresenta i cittadini, gli artigiani, le cose, eccetera. Perché allora possiamo dire che a Venezia quelli che fanno la ceramica a Murano, come l'ultima cosa che hanno fatto, non ci sono, non esistono, a Murano fa il vero. Forse magari possiamo dare delle indicazioni un po' cogenti, diciamo, su questo tema. Ma il vero motivo per cui non hanno funzionato è che il comune e la regione sono enti pubblici che certamente danno dei servizi, che sono le carte d'identità, che sono le multe per il divieto di sosta, che sono le cose sul laser con le barche, eccetera, eccetera, non hanno competenza specifica di gestione aziendale, perché un incubatore che nasce è un'azienda a tutti gli effetti. Tanto è vero che il decreto prevede, diciamo, del governo, prevede che la società di gestione sia una società di capitali. Quindi è un'attività precisa e specifica che deve essere fatta professionalmente da chi la sa fare e non da un funzionario del comune che la mattina fa carta d'identità e il pomeriggio gestisce l'incubatore. Non è così, se no andiamo in farmacia a chiedere 2 etti di prosciutto che proprio non c'entra niente. Il fallimento è stato questo, la mancata gestione di queste 2 esperienze straordinarie, perché anticipatrici di anni annorum, ecco, però disperse per voler fare la gestione che invece l'ente pubblico non deve mai avere. È provato dalla storia, tantomeno in Italia. Quindi l'errore da non fare è questo, la società deve essere composta in parte diciamo dai rappresentanti degli artigiani, dai rappresentanti della collettività, eccetera, eccetera, da professionisti del settore, chi sa gestire questo tipo di attività e si può provare a farla partire. Quindi i giovani ci stanno indicando questa strada. A Donatella, i giovani del futuro e agli altri che hanno partecipato e che danno la mano a questo comitato dovrebbero fare un monumento al posto del Goldoni in campo San Bartolomeo, perché in questa città ci vuole solo che, come posso dire, passione, violenza della passione per mettersi in mezzo a queste cose. Donatella, che si vede lontano 1 chilometro, che parliamo lingue diverse con chi ha amministrato la città ultimamente, e parlo degli anni, non parlo solo del sindaco attuale, anche degli anni scorsi, eccetera, lingue diverse, però i giovani e la città ci sta indicando questa strada. La Venezia del futuro è questa, quella della bellezza, della qualità, laddove si trova. Altrimenti si avvicina a diventare una non città e un altro posto, diciamo, che a voi la scelta del nome, perché anche qua la fantasia, diciamo, abbonda tra Disneyland e altre cose, eccetera. Ognuno faccia la propria scelta su quello che deve diventare. Grazie a Gianni che con la consueta concretezza e partendo dalle sue 3 o 4 certezze già è arrivato anche a toccare questo tema del quale abbiamo parlato varie volte, delle fabbriche nuove, del possibile incubatore di imprese all'interno delle fabbriche nuove di Rialto, con un appello accorato e giustamente accorato alle competenze nel settore della gestione,
che non è una cosa di poco conto. Siccome i tempi... Sì, sì. No, Laura, di. Scusa, no, sapere cosa hai detto tu. Non volevo intervenire. Grazie. Perché, e ringrazio Gianni che l'ha tirata fuori, perché me ne stavo dimenticando pure io. Allora, l'incubatore nostro è stato il primo. Penso che fosse il primo perché c'era stata qualche piccola esperienza. Comunque, il palazzo quattrocentesco grande alla Giudecca dei Duchi di Milano, era così. 22 aziende, tutte selezionate con bando, con un progetto anche di sviluppo. Alcune avevano preso finanziamenti, io no, perché noi siamo un SRL, quindi non avevamo finanziamenti, però molti di questi erano giovani che avevano preso anche 100.000 euro per i materiali. E gli spazi erano molto grandi. La cosa che ha funzionato i primi 5 anni è stato che il comune aveva messo una segretaria alla porta. Quindi questa segretaria, oltre che gestire le entrate, si occupava di gestire il sito internet. Tutti abbiamo contribuito al sito internet e avevamo per i primi anni tipo 500 euro ogni tanto per fare un convegno. Ci hanno chiesto di creare delle iniziative pubbliche e per dire l'inaugurazione, di cui sono molto fiera, ha avuto 1500 persone alla Giudecca che sono venute in coda proprio dal primo pomeriggio perché c'erano 20 aziende che magari anche cercavano lavoratori, c'erano architetti, grafici, sviluppatori di software, TV. E per i primi tempi facevamo questi convegni, quindi c'era un'intenzione tutti insieme di collaborare, per cui progettavamo insieme, progettavamo eventi, attività. Sono venuti il piano strategico di Londra e di Vienna a raccontare cosa vuol dire un piano strategico. Cioè, ognuno di noi ha organizzato un convegno a te, e fino a un certo punto, siccome c'era una cogestione demanio comune, a un certo punto hanno cominciato a togliere la segretaria. Il sito internet ha smesso di essere aggiornato, le lampadine si spegnevano, nessuno le riaggiustava. Ci siamo trovati in un condominio e piano piano siamo andati via tutti, perché comunque poi spendevamo 1.000 euro al mese, comunque non era che, che ce lo regalavano. Grazie. Con una segretaria e con la loro forza propulsiva sono riusciti a fare queste cose. Pensiamo un attimo cosa sarebbe stato con una gestione di un manager che sa operare nel marketing, nella comunicazione e nella gestione aziendale. Non so, sarebbe stata una cosa pazzesca e storica. Ecco, quindi. Interessante, no? Io credo che alcuni di questi temi siano abbondantemente nelle corde di Michela, che è molte cose, ma è soprattutto una forza della natura, e ve ne renderete conto quando parla. Veneziana per scelta, è diventata recentemente segretaria del recentemente si fa per dire, ma insomma Presidente, è una carica che sembra più grande ma invece è più piccola, perché in questo tipo di associazioni sono più importanti i direttori, come è stato De Checchi.
ha lavorato da molti anni come progettista della comunicazione, quindi questi argomenti sono sicuramente nelle sue corde, comunicazione visiva e graphic designer. Ha pubblicato una serie di guide che credo che tutti noi conosciamo, sia gastronomiche che d'altro tipo, sulla città, sulle città, su pezzi di città, sulla marineria tradizionale e altri temi di grande peso dal punto di vista dell'artigianato. È una delle persone che è convinta che una Venezia migliore sia possibile. Ha una visione forse più ottimista di quanto abbia Gianni De Checchi, non lo so, forse è anche una questione anagrafica. Ha lanciato un portale sull'e-commerce dell'artigianato e per questo dico che forse ha qualcosa da dire rispetto a queste ultime questioni. A te la parola, Michela. Non Grazie. so di che cosa pensassi tu. No, beh, hanno esaurito quasi tutti i temi e ne sono anche contenta, così posso solamente punzecchiare con dei punti critici. Ecco. Io in qualche modo vorrei mettermi intanto da subito, come sai, a disposizione per il futuro con le mie competenze anche di rete di persone che conosco. Proprio grazie a questo portale che ho curato per CNA, che è Venice Original, che è un portale di vendita online, ma non solo, di presentazione degli artigiani veneziani, che abbiamo lanciato proprio sotto Covid, anche se era partito sull'onda dell'acqua alta del 2019. Abbiamo avuto un'importante donazione da parte della JP Morgan per questo. Allora, durante il lockdown, con questa scusa, ho veramente potuto entrare in tutte le botteghe veneziane, non solo quelle 130 che hanno poi aderito al progetto, ma sono andata a trovarli un po' tutti, in quei giorni difficilissimi. E lì, ecco perché in fondo continuo a essere un po' ottimista. Io credo davvero nella resilienza degli artigiani nonostante tutto, perché nonostante a volte economicamente non sia sensato continuare a lavorare, l'artigiano c'è sempre. Mi ricorderò sempre, qui ce ne sono parecchi, tutte queste saracinesche abbassate e poi gli artigiani invece con mezza saracinesca alzata continuavano a lavorare perché approfittavano che non c'era tanta confusione per mettere a posto, inventarsi nuove cose. Ecco, questa è stata un'esperienza molto importante che era sull'onda di altre guide per cui partivo avvantaggiata un pochettino e è stata davvero interessante. Per questo mi permetto di, suggerire alcuni punti per questa cosa che ormai tutti cominciamo a immaginarci, cioè questo luogo a Rialto dove sì, c'è un po' di università, delle aule, c'è chi restaura, però ci sono le botteghe e poi ci dovrebbero essere, io sottoscrivo quasi tutto quello che è stato detto, in particolare da Cavalli, che non mi ha tolto le parole di bocca perché non saprei parlare così bene come lui. Sicuramente Venezia ha anche bisogno di, cioè a Rialto potrebbero esserci delle botteghe a rotazione che ospitino sia artigiani che stanno da altre parti di Venezia, altrimenti diventa lì un concentrato che porta via attenzione dalle altre aree, sia stranieri che possono venire dei periodi. C'è stata qualche anno fa una esperienza straordinaria a Murano. C'è stato il GAS, che sta per Glass Association, aiutami. Sì, per una settimana sono arrivati i massimi maestri internazionali a lavorare insieme ai maestri di Murano. Perfino i muranesi erano stupiti da questa cosa e si sono aperte society. Cioè abbiamo bisogno di contaminazione sia con gli stranieri sia tra di noi, perché la cosa bellissima in questa città è che stiamo tutti molto vicini fisicamente. A volte però, forse perché sentiamo tutte queste emergenze anche economiche, perché chi come me è in affitto da una vita, non è facilissimo continuare ad abitare qui e fai fatica anche a immaginarti un domani di continuare a stare qui finché non hai una casa di proprietà. Anche chi ha una casa di proprietà a un certo punto
se non avrà una pensione alta, penserà di subaffittarla o venderla e andare da un'altra parte. Per cui questa cosa della casa sicuramente è un punto critico, però noi adesso stiamo parlando di Rialto, per cui continuiamo a concentrarci su Rialto. Cosa ci immaginiamo a Rialto? Ci immaginiamo questi artigiani che lavorano, ma ci fanno anche vedere che lavorano. Ecco, l'esperienziale che diciamo che va di moda. Noi come artigiani, mi metto in mezzo anch'io perché davvero ci sto molto vicino, non solo come CNA, ma con l'associazione del FELSE di cui c'è il nostro presidente Saverio Pastore che parlerà dopo. Ormai è un punto critico diventato l'esperienziale, cioè tutti questi gruppi di persone interessate, anche potrebbero essere i turisti buoni, come dicevamo prima, che vogliono a tutti i costi andare nella bottega di sto poro artigiano che sì, è anche contento di fargli vedere un po' di dimostrazione, ma il suo mestiere è un altro, a meno che la cosa non ci scappi di mano, come è successo a Murano, dove alla fine molti maestri sono diventati dei dimostratori. Per cui è tutto molto delicato. È una grande occasione questa di Rialto, però gli artigiani sono materiali delicati. Intanto perché uno dice artigiani, ma sono delle cose molto diverse tra di loro. C'è chi fa delle cose minuziose e non fa rumore e non puzza, ma tantissimi puzzano e fanno un sacco di rumore, oltre a essere quasi sempre dei personaggi che hanno un loro caratterino, per cui anche metterli insieme a volte non è facile. Però sicuramente possono essere una grande attrazione, insomma bisogna trovare dei facilitatori. Ecco, io mi propongo anche come facilitatrice per questa cosa. L'altra cosa che suggerirei è che io non credo di aver visto neanche nelle liste, di fare degli incontri anche invitando le guide turistiche, quelle brave, ce n'è. Ecco, perché secondo me è molto importante l'esperienza che hanno quotidiana loro, anche di proprio accompagnare, anche per capire che cosa chiedono, perché questi turisti non sono turisti, a volte sono visitatori che non vedrebbero l'ora anche di capire come fare, stare attenti, e non vogliono essere invadenti, ma devi dargli l'ABC, insomma, non tutti sono nati qua. Ecco, e poi bisogna sempre capire come sostenerli, come diceva Gianni. Certo, cosa faremo? Gli daremo un affitto decente? Gli daremo degli incentivi per dopo? Insomma, bisogna davvero riuscire a rimpallarci con le categorie e con gli artigiani stessi per capire qual è il modo sostenibile per tutto il progetto. E la vicinanza con l'università e altri tipi di competenze può essere solo assolutamente interessante e un momento di crescita per tutti. Grazie. Grazie mille Michela, io credo che anche tu hai la capacità di essere molto concreta e quindi molto utile. Per riprendere il punto delle guide, noi abbiamo qui una guida che anzi si è messa a disposizione, quindi credo che in questo tentativo di mettere insieme le persone questo sia una degli sforzi che stiamo facendo. Una questione che tu hai toccato e che mi sembra importante: nessuno pensa di spostare tutti gli artigiani lì, questo vorrei che fosse assolutamente chiaro, esattamente come non vogliamo spostare il laboratorio della Misericordia a Rialto, così non vogliamo spostare tutti i laboratori che esistono in giro per la città. Per carità, la città deve restare ricca perché è anche, come dire, articolata nell'insieme. Però qualcuno stamattina, Giulio prima parlava di dialogo delle ditte, per esempio. Allora un luogo in cui ci siano delle opportunità e delle occasioni, sicuramente per fare formazione, educazione. Qualcuno poi, per esempio Stefano Vianello, con cui ho parlato di queste cose in passato, mi diceva: a me piacerebbe insegnare le nostre competenze e avere un posto dove mostrare, quindi dei corsi, anche delle dimostrazioni, mostrare le cose, una vetrina, ma poi appunto il dialogo delle ditte, che è assolutamente fondamentale. Quindi
dei luoghi in cui, degli spazi in cui questi incroci possono avere la loro espletamento. Certamente il problema della gestione che tutti e due, intendo gli ultimi due interventi, Gianni De Checchi e Michela Scibiglia, hanno toccato, è assolutamente fondamentale. Siccome abbiamo veramente un tour de force, darei la parola a Raffaele De Demo, il quale è qui a rappresentare non tanto se stesso, o anche se stesso, no, come se stesso è un geometra che si occupa, ha un'agenzia immobiliare, ma è qui come rappresentante e delegato a questo da parte degli artigiani, produttori e venditori di artigianato della Ruga degli Oresi. Voi sapete, quelli che sono a Venezia e che conoscono meglio la città, ma anche i nostri visitatori stranieri, il primo giorno quando abbiamo fatto la visita ci ho tenuto a far vedere loro, a far notare il processo di trasformazione che è in corso nel sottoportico degli Oresi, e a visitare una bottega, ne abbiamo visitata una per tutti, che è quella delle sorelle Sent, che non solo vende oggetti di qualità, e questo è particolarmente importante, ma è anche una delle botteghe, secondo me, che più di tutte ha cercato di recuperare il luogo con le caratteristiche originali del luogo stesso, perché se c'è una bottega che è stata restaurata come era nel Cinquecento, con intelligenza, con gusto, con raffinatezza, e che quindi mostra come si può intervenire proprio anche sulle cosiddette edilizia minore, credo che quella sia una delle botteghe più significative. Ma come la bottega delle sorelle Sent, altre botteghe sono in corso di trasformazione, modificazione, modernizzazione e abbellimento, e che quindi, insomma, mi pare che siano un luogo significativo per noi che ci occupiamo di Rialto. Prego. Buonasera a tutti. Si sente? Sì, ecco. Sì, in effetti io, pur avendo il negozio nel sottoportico degli Oresi, sono quello meno artigiano di tutti, perché, come vi hanno detto prima, ho un'agenzia di servizi, quindi un'agenzia immobiliare che nulla a che fare, quindi sono qui in rappresentanza di tutti gli altri negozianti del sottoportico. Che dire? Allora, innanzitutto, per chi conosce Venezia come era una volta, la situazione è molto diversa adesso negli ultimi anni. Lo stesso, non so se qualcuno ha mai fatto caso, al sottoportico degli Oresi dietro ha una calle che corre parallela adiacente che si chiama i Rami del Parangon. Anche quelli in passato erano comunque, in un passato più remoto, erano Parangon e Paragone, quindi c'erano dei negozi, ma non solo lì, anche in altre parti di Venezia c'era un'attività molto viva in zone che adesso sono completamente calli, nella quale ci si passa per caso. Però se voi vedete tante volte, anche guardandosi attorno, si vedono anche tante insegne storiche su calli dove nessuno passa. E quello è un peccato perché tanti negozi sono andati a morire, è andato a morire il tessuto della città. Io, ad esempio, parlo da veneziano, se devo acquistare qualcosa vado dai negozi, parlo per quanto riguarda gli alimentari, io scelgo i piccoli negozi di vicinato, come ce ne sono altri. Sento molti che mi dicono, ma sai, la Venezia, io mi ricordo quando ero piccolo non c'erano i supermercati, c'erano molti più negozi. Io ho detto, sì, ma qualcuno ce n'è ancora, puoi andare, ma costa caro. No, costa caro per forza, cioè non possono avere la competitività che ha un supermercato, però esistono ancora, tengono duro, ci sono ancora delle attività che comunque resistono e possono tenere duro. Parlando di Rialto, vi ricorderete sicuramente chi c'era, come una volta tutta la parte relativa dove c'è il Banco Giro e altro fosse chiusa, fosse tutto mercato ortofrutticolo, era chiuso completamente, e anche tutti i negozi, quelli prospicenti, i negozi del sottoportico degli Oresi, quelli che adesso vendono un altro tipo di prodotto e che recentemente sono stati anche oggetto di rifacimento da parte del Comune. A mio avviso si poteva fare qualcosa di più trasparente per valorizzare anche le lunette e gli affreschi che ci sono, ma questa è un'opinione mia personale, non è questo il tema da toccare adesso. Però chi si ricorderà che quei negozi lì avevano una funzione diversa e adesso purtroppo di artigianato c'è poco. Qual è il futuro che potrebbe esserci? Ecco, io personalmente il contributo che sto cercando di dare alla mia città è quella ho convinto alcuni proprietari di negozi, anche sotto i sottoportici di Rialto, come posso dire, a tentare una strada diversa. Quale? Quella di legarsi ai temporary shop, cioè quello di cui parlava prima
anche la dottoressa Scibiglia, se non sbaglio cognome, che se no chiedo scusa, cioè a far che? A dare la possibilità a chi realmente vive e lavora su Venezia o vuol fare l'artigianato di provare una settimana, 15 giorni, quel negozio per esporre il suo prodotto, le sue merci, le sue cose, e poi vedere come va e capire se poi proseguire oppure no, oppure lasciare lo spazio a un'altra persona che magari possa approcciarsi. Quindi non star lì a fare una locazione di tipo tradizionale, ma fare uno scambio, come era stato detto anche prima. E io adesso ne ho uno, che siamo partiti con 3 progetti pilota che partiranno da gennaio. Chi vuole inizia e si fa un periodo massimo di 2 mesi, e dopo, a meno che uno non abbia esigenze diverse, che rimanga talmente entusiasta di quello che fa a livello di artigianato, cosa che si spera, e possa andare dentro. Perché, vedete, io credo che il futuro di Rialto possa passare attraverso 2 temi. Il primo è quello che è già stato discusso prima e di quello che sto dicendo anch'io adesso, della transitorietà delle attività. Il secondo è quella di... chiedo scusa anticipatamente se andrò un po' fuori tema, è quello di avere una fucina di idee, perché le idee sono quelle che possono portare avanti Venezia. Mi dispiace che adesso non c'è Massimo, il professor Varghilen, con cui abbiamo affrontato anche il discorso del Anywhere, cioè di attrarre comunque delle menti pensanti qui su Venezia per andare a convertire degli spazi. Quante chiese sconsacrate ci sono che potrebbero essere riutilizzate per fare un qualcosa, non dico di direzionale, ma per fare dei brainstorming, cioè di andare a creare qualcosa per andare a rivitalizzare degli spazi che adesso sono in totale abbandono. E stessa identica cosa riguardo l'artigianato, perché ci sono delle attività che con il tempo andranno perse. Sappiamo fra 50-60 anni se ci sarà ancora qualcuno in grado di costruire una gondola? Non lo sappiamo. Fra 50-60 anni lo speriamo? Lo speriamo, sì, speriamo che sia così. Lo so. Però è una cosa, è un patrimonio culturale storico che va comunque tutelato e che non può essere legato al singolo. Adesso vedo chi già conosco Lacchi, non siete in tanti che fate ancora i pavimenti così, quindi anche, perché ci conosciamo, quindi ne approfitto. Ci sono delle conoscenze che con il tempo, io personalmente temo che vadano perse, e quello che io mi auguro è che possa esserci è un mantenere quello che sono le conoscenze per portare avanti tutto quello che è l'artigianato di Venezia. Ad esempio ho lavorato molto anche con chi fa vetrate a piombo, che è un'altra cosa che non sono rimasti in tanti a farli, e il mercato purtroppo, se fino a 10 anni fa un banco della frutta, quelli che voi vedete fatti proprio in metallo, dove una volta venivano appoggiate le cassette in balsa, veniva venduto a 250.000 euro come cessione e subentrava uno nuovo. Adesso, anche a costo zero, nessuno li vuole. E vedete che ce ne sono parecchi di vuoti. La magia che aveva il mercato di Rialto una volta, ma proprio magia vera e propria, almeno io da ragazzo la vivevo così, di sentire come gridavano anche il prezzo dell'articolo, che adesso è una cosa che un po' si è persa, purtroppo non esiste più. Quindi le idee che noi abbiamo per rivitalizzare un po' tutto passano attraverso i 2 punti che ho già detto. Il primo, convincere i proprietari degli immobili. Adesso, per fortuna, nel post-Covid, una delle poche cose positive del Covid è che sono venuti più ammiti consigli per quanto riguardano i canoni di locazione per il commerciale, e le cose sono cambiate molto. È una delle poche cose positive che abbiamo avuto nel post-Covid, e quindi convincere anche a uscire dallo stereotipo di contratti 6+6, ma entrare comunque ad attrezzare un negozio per la transitorietà. Io personalmente, apro una parentesi, sono stato molto contento che nei sottoportici di Rialto sia stato negato il permesso di fare delle attività che non avevano nulla a che fare. Adesso, premesso che io magari vendendo case non è che sia proprio il massimo, neanche io per una platea di questo di artigianato, però da questo ad avere un negozio adibito solamente a bancomat sotto un sottoportico dove c'era un altro tipo di negozi nel tempo, io se non altro cerco di dare un servizio, cerchiamo di lavorare con i veneziani, cerchiamo di sforzarci di ripopolare questa città, tant'è che anche nell'altra nostra agenzia di Castello c'è il secondo contatore di residenti che abbiamo messo in collaborazione con Venezia.com per tenere monitorato il tutto. E il secondo passo è quello di portare avanti la fucina di idee che Venezia può diventare, non solo grazie ai 2 poli universitari che abbiamo, ma anche alla tradizione che
che c'è sempre stata fin dai tempi della Serenissima, ma anche oltre, di portare tante nuove idee, tanti brevetti che noi neanche sappiamo, ma vengono comunque da quello che era la realtà in cui viviamo tutti i giorni. Quindi noi auspichiamo che queste siano le due strade per andare avanti e che vi sia sempre più collaborazione fra tutte le realtà del volano veneziano, non solo come associazioni di categoria, ma altre realtà, per poter comunque non solo contribuire ad avere una residenzialità diversa che può passare solo attraverso certi canali che al momento sono chiusi, ma anche a sviluppare di nuovo un tipo di commercio che purtroppo oggi manca tantissimo qui in città. Grazie. Grazie molte al dottor Dedemo. Una questione, veramente non voglio spendere troppo tempo in parole, ma questo discorso della possibilità di rotazione riprende, non a caso citava Massimo Varglien che ne ha parlato ieri, e come lui anche Sergio Pascolo, per quelli di voi che non erano presenti, hanno insistito moltissimo sulla quantità di spazi che esistono a Venezia che sono anche solo parzialmente utilizzati. Parlava delle chiese dismesse, e questo dismesse o dismesse in parte, e questo è un aspetto, ma non mi ricordo più chi, forse era Sergio Pascolo, invece insisteva sulle scuole in generale, dalle elementari alle scuole medie e i licei, che invece sono utilizzati solo per poche ore, non solo a Venezia naturalmente, che sono utilizzate solo per poche ore al giorno. Cioè la necessità di utilizzare questi spazi messi a disposizione del cosiddetto bene comune, quello di cui abbiamo parlato molte volte in questi 2 giorni, credo che sia uno dei temi difficili ovviamente da praticare, molto difficili, perché esistono problemi di regolamenti, problemi di interferenze fra persone e categorie e istituzioni diverse, ma che in qualche modo di cui dovremmo, credo, tener conto. Sentirete che alcuni degli artigiani che parlano via via interverranno anche su questo punto, in particolare vedremo subito dopo chi. Darei la parola a Stefania Giannici, che è qui, che vive a Venezia per scelta, non è una veneziana d'origine, lavora con grandissima creatività e passione con la carte colorate provenienti da tutto il mondo, con una passione per il suo mestiere, per la raffinatezza delle cose che fa, che è secondo me assolutamente straordinaria, tanto che non ho potuto resistere all'idea di un piccolo omaggio a lei mettendomi al collo le sue collane, perché sono veramente straordinarie. E lei realizza prevalentemente gioielli, ma non solo, anche molti oggetti per la casa, sempre con la carta. Sono delle cose anche del tutto inattese, e credo che questo sia un esempio veramente di rara capacità manuale e di gusto per il bello, del quale abbiamo parlato fino ad adesso. D'altra parte lo vedete anche addosso a lei, che sottolineo soprattutto per le signore qui presenti, di cui vale la pena di tener conto. Stefania. Va bene, adesso vado perché sono no. Allora, intanto vorrei ringraziare la dottoressa Calabi e l'Istituto Veneto per avermi invitata, perché questi 3 giorni, devo essere sincera, per me sono stati nutrimento innanzitutto. Io come persona, da sempre, da quando ho iniziato a lavorare, ho detto a me stessa che avevo bisogno degli altri per continuare ad essere creativa, ed è una cosa in cui credo veramente. Innanzitutto vorrei essere qui per testimoniare che secondo me, da parte mia sicuramente, ma secondo me da parte di tanti altri artigiani, verso, potrei dire, esperimenti o futuri di questo tipo c'è un grandissimo interesse. E per quanto mi riguarda personalmente, sentire parlare le persone in questi giorni è stato un modo un po' per dire a me stessa che forse un sogno che ho da tantissimo tempo poteva essere realizzato e concretizzato. Mi spiego meglio. Non è un fatto nostalgico il mio, ma ho sempre sognato di vivere periodi simili
a quelli che secondo me sono stati momenti molto vivaci del passato, che erano di grande, secondo me, di grande vivacità culturale per il fatto che c'era una forte circolazione di idee. E mi sto riferendo a movimenti artistici come quello che parte dalla seconda metà dell'Ottocento, come quello degli impressionisti o dei macchiaioli. Mi riferisco a tutte le secessioni artistiche del periodo viennese, mi riferisco a tutto quell'insieme di movimenti artistici che non si nutrivano solo del proprio mestiere, del proprio lavoro e che non si confrontavano solo con altri artisti o con altri artigiani, perché poi nel caso di movimenti come il Bauhaus, in realtà quello che poi iniziava con l'arte si trasmetteva ad altre maestranze che poi erano maestranze di design, maestranze di artigianato e quindi diciamo l'arte applicata. E ripeto, adesso non vorrei perdere il filo, io ho sempre avuto veramente un desiderio enorme di vivere situazioni culturali di questo tipo, perché sono convinta che la mia arte da sola, nella mia bottega, prima o poi si esaurisce, diventa sterile. E il contatto con il cliente, il contatto che ogni tanto mi capita di avere con altri intellettuali in modo assolutamente fortuito, nel senso che sono persone che semplicemente entrano nel mio negozio, con le quali inizio a parlare perché io non chiacchiero niente e che semplicemente mi trasmettono delle cose e da quei mondi, da quelle cose, andando ad approfondire, poi per me nascono nuovi oggetti, nuove idee. Credo molto in questo e quindi nel momento in cui la dottoressa Calabi mi ha parlato di questo progetto, è ritornata la voglia di impegnarmi rispetto a qualcosa che mi era già nato precedentemente nella testa, era già nato nella mia testa, e in occasione anche qui di una sorta di incubatore che però è durato pochissimo, che è stato, al quale è stato dato il là da un altro artigiano che è Giampaolo Fallani, che in un momento di cambiamento stava cercando una sede alternativa a quella che stava abbandonando e che aveva coinvolto un amico che abbiamo in comune e che in realtà si occupa di tutt'altro, nel senso che è un consulente fondamentalmente aziendale, e per provare a appunto trovare un luogo in cui unire varie tipologie di professionalità, non esclusivamente artigianali, e contemporaneamente adattare questo luogo anche a tutte quelle che sono le nuove modalità di mestiere che invece sono più tecnologiche, per cui aprirlo a fotografi, aprirlo a gente che fa comunicazione, che lavora con la grafica, eccetera, eccetera, eccetera. Potete immaginare di che cosa sto parlando. In quell'occasione ci eravamo incontrati purtroppo una sola volta, poi Giampaolo e questo mio amico che si chiama Roberto Pezza avevano iniziato a cercare una sede, il tutto è scemato perché la sede non si trovava, pur avendo contattato in realtà, preso contatti con l'amministrazione e persone che potevano aiutarli in questo senso. In quell'occasione, facendo questi incontri, immediatamente mi sono resa conto che io stavo inseguendo il sogno di qui sopra. E mi è venuto spontaneo iniziare a rendere partecipi gli altri partecipanti alla riunione di questo mio sogno. Poi appunto la cosa è andata scemando e quindi non ho avuto più la possibilità, in realtà ho provato varie volte a convincere Roberto, questo mio amico, a portare avanti il progetto insieme, ma lui aveva perso fondamentalmente energia perché era rimasto talmente scottato dalla non partecipazione dell'amministrazione che aveva deciso di chiudere questo sogno immediatamente. Ecco, quindi quando immagino concretamente uno spazio partecipato dedicato anche agli artigiani, ma spero non solo, lo immagino proprio come un incubatore di idee, lo immagino come poteva essere
il fermento di quei movimenti artistici, di quei caffè letterari, perché in questi giorni abbiamo sentito parlare ieri tutta una serie di persone che parlavano di, non mi metto a citarle perché sono tante e anche io non ricordo bene chi ha detto cosa, ma che parlavano di formazione continua. E mentre parlavano di formazione continua, io mi immaginavo la destinataria di quella formazione continua. Questa mattina, quando un'altra persona ha parlato di sostenibilità, io sarei molto propensa ad attuare tutta una serie di attività nella mia bottega per aumentare la mia capacità sostenibile anche da un punto di vista ambientale, ma molto spesso non ho né il tempo né posso dire la capacità di approfondimento probabilmente per capire quali sono le modalità per mettere ad esempio a sistema un maggiore essere ecologico, un maggiore essere sostenibile, eccetera, eccetera, eccetera. O come migliorare la mia capacità non so come dire, di stare sul mercato, quindi avere a che fare con persone che si occupano di economia e che mi possono dare consigli per stare meglio sul mercato, per sviluppare meglio i progetti in un tempo che sia comunque quello necessario a fare un prodotto di qualità, ma nello stesso tempo accorciare tempistiche che invece magari sono lunghe e in modo inutile, non so come dire, perché mi perdo in rivoli, quando le cose potrebbero essere molto più semplici e gestite in molto meno tempo, sono tutte cose che secondo me rivitalizzano me, ma rivitalizzano la città e che portano le persone ad essere partecipi e attivamente in un progetto di questo tipo. E per andare ancora più nello specifico e quindi pensare a qualcosa che è più legato al nostro mondo, è solo il mondo artigianale, quindi non è più il fatto del nutrimento culturale, mi viene anche in mente che una sede di questo tipo, in cui ci sono vari artigiani che non necessariamente lavorano lì, ma che hanno lì un punto considerano quello come un punto di ritrovo, a me spesso capita, vi faccio un esempio perché forse così sono più breve, di avere clienti che entrano in negozio, non capiscono bene che cosa faccio all'inizio, perché appunto il mio è una sorta di concept store dedicato alla carta. E quindi è difficile di primo acchito mettermi in un contenitore. Sono una che fa legatoria? No. Sono una che fa gioielli? No, non solo. Sono una che fa decorazione per la casa? Boh. Quindi entrano dentro un po' spaesati e si mettono a chiacchierare, mi chiedono cosa faccio e magari la prima domanda che mi fanno è: ma lei stampa anche? In che senso? Sì, ho fatto qualche serigrafia nella mia vita, xilografia, ma non sono una stampatrice. Perché? Di che cosa ha bisogno? Perché poi ti viene spontaneo chiedere, mi sta chiedendo questo. Perché io avrei bisogno, avevo pensato al mio battesimo, al mio matrimonio, vorrei fare una pubblicazione piccola, tutta stampata però in modo artigianale, perché a me non piacciono le cose digitali, e nello stesso tempo poi ci vorrei fare una copertina. Allora io li guardo, per la copertina sono qui, ci sono, per la parte stampata mi dispiace ma non posso fare niente. Allora alcune volte mi è capitato che avevo contatti diretti con artigiani che conoscevo, che sapevo come lavoravano, di cui mi fidavo e quindi mi affidavo a loro per la parte che non potevo seguire io. Però è chiaro che non è un fatto sistemico, cioè non è sistematica questa cosa. Se mi capita di condividere il mio sapere con qualcun altro e creare un oggetto finito che non è solo mio, ma è l'insieme di tanti saperi, ok, posso mettere insieme a sistema i saperi delle persone di cui mi fido. Ma se questo fosse in realtà fatto in modo sistematico, per cui ci fosse una sorta di elenco di tutti gli artigiani che possono essere scelti su varie basi, magari selezionati in modo tale che siano artigiani di qualità, eccetera, eccetera, che mettano a servizio quel che possono fare e che all'inizio sarà un elenco, secondo me, minimo e che poi potrà crescere. E se ancora andiamo indietro e pensiamo che questa cosa la si può fare
pensata, per cui si può pensare a un target di riferimento e si può andare oltre e si può pensare al tipo di richieste che quel target di riferimento può fare, per cui è un cliente privato o è un cliente pubblico, è un'istituzione, è chi viene a lavorare per la Biennale e vuole stampata una locandina, ma non vuole una locandina stampata digitalmente, o la vuole con un'illustrazione di un illustratore. E perché non scegliere un illustratore veneziano? Ci sono state locandine della Biennale che sono state di un illustratore che io amo moltissimo, ma è francese. Chi ha detto che a Venezia non ci possa essere un illustratore veneziano che fa la stessa locandina, nel senso altrettanto bella, comparabile a quella del francese? E perché non utilizzare qualcosa che parla della città, che è autentico? Perché quello che vengono a cercare le persone è autenticità. La gente che entra nel mio negozio sta ore, proprio perché non chiacchiero, perché ha fame di storia, ha fame di storie di questa città, vuole conoscere la città, e quindi creare un sistema di questo tipo racconta, secondo me, una Venezia che non avrebbe pari. E basta, e mi taccio. Ringrazio molto Stefania anche per la passione che ci mette. E una piccola allusione che mi ha fatto venire in mente una cosa molto importante che lei ha citato è Vienna, la Wiener Werkstätte e i caffè di Vienna, quelli disegnati da Joseph Hoffmann. Quelli di voi che hanno un po' di passione per questo periodo della storia sanno che quei caffè erano dei caffè in cui si discuteva, ma in cui tutto era disegnato, da le seggiole, i mobili, i tavoli, i tavolini, le poltroncine e così via, fino al menù per chi andava a prendere il caffè con forse la torta di cioccolata, non lo so perché non era la Sacher, ma insomma c'era questo atteggiamento e interesse e volontà di coltivare il bello, che è esattamente quello che in qualche modo a cui ha fatto riferimento Stefania e che mi sembra significativo. A questo punto la parola a Stefano Vianello, che è stato chiamato in causa più di una volta, che come molti di voi sanno è veneziano, che con suo fratello Marco si occupa di pavimenti di terrazzo alla veneziana, che secondo me, e questo è un aspetto che io vorrei sottolineare, ha sicuramente una capacità e una competenza nei settori della tradizione del terrazzo alla veneziana, ma anche una curiosità e un interesse per l'innovazione che mi hanno molto intrigato quando ci siamo trovati a condividere un'attività di ripassatura di un terrazzo alla veneziana al quale io tenevo molto, e quindi che si occupa di produzione di terrazzo alla veneziana, di restauro di terrazzo alla veneziana, con delle conoscenze che sono assolutamente straordinarie. La cosa che mi ha molto intrigato delle prime conversazioni che ho avuto con lui è stato proprio questo discorso che lui mi ha fatto: a me piacerebbe mi chiamano dappertutto, però a me piacerebbe insegnare a Venezia, avere la possibilità di trasmettere le mie competenze a Venezia a possibili apprendisti. E questa è una delle questioni su cui secondo me vale la pena di insistere, pensando alle nostre fabbriche nuove, Rialto, eccetera, eccetera. Grazie Donatella. Buonasera a tutti, io sono Stefano Vianello, sono un artigiano e non un oratore, quindi permettetemi alcuni strafalcioni. Io vivo a Venezia e sono nato a Venezia. La mattina mi muovo con la barca, quindi prendo la mia barca e vado nel mio negozio, nel cantiere dove devo esercitare i miei lavori. Mi sarebbe piaciuto venire oggi col cappello di carta come si usava una volta. Il muratore arrivava e si metteva molto disinvoltamente, come se fosse un cappello di altra marca, facendo capire chi era quando camminava per strada. Siamo una piccola azienda, perché siamo un'azienda di 7 persone, di cui 2 in ufficio e 5 lavoratori. Io e mio fratello, da poco tempo ho anche un figlio di 20 anni che collabora con noi, e altri 2 ragazzi non più vecchi di 30 anni, 35 anni.
Perché dico questo? Perché praticamente negli anni, come spiegava Donatella, noi abbiamo cercato di avere praticamente la possibilità di insegnare quello che noi facciamo. Io ho iniziato nei primi degli anni 90, ho 50 anni, quindi vi faccio io il conto, ho iniziato a 16 anni a fare questo lavoro, facendo il ragazzo di bottega presso un'attività veneziana. Ora i terrazzieri veneziani sono un poco più di una ventina forse. Negli anni 90, quando ho iniziato io a lavorare, erano praticamente 5-6 ditte a Venezia, dove la ditta che aveva meno personale aveva almeno 12-15 persone. C'erano ditte che avevano anche 25 persone. Quindi parliamo di centinaia di persone che facevano il mio lavoro. Adesso siamo pochi e il lavoro che si sviluppa praticamente è lo stesso che si sviluppava negli anni 90 e probabilmente prima ancora era ancora più necessario l'intervento dei vari operatori, dei vari terrazieri. Questa considerazione perché? Perché comunque questa è una situazione che abbiamo noi come azienda che lavora nell'edilizia, però c'è in tutti i settori dell'edilizia, quindi dal terrazziere al meccanico, al carpentiere, a tutte le persone che io di solito trovo colleghi di lavoro che fanno il mio lavoro e i lavori manuali, troviamo questa carenza di volontà di proseguire in arti manuali. L'artigiano chi è? L'artigiano è una persona che quando ha una macchina che non funziona e vede che manca un perno, prende un chiodo, lo piega e fa funzionare di nuovo quella macchina, senza dover interpellare praticamente la ditta che gliel'ha fornita o quant'altro. Si arrangia. Io in tanti anni di attività penso di aver fatto cantieri, di non aver mai fatto un cantiere dove sia stato un cantiere uguale all'altro. Ogni cantiere ha le sue peculiarità, ogni cantiere ha le sue diversità di realizzazione, di materiali. Non nego che comunque, pur conoscendo tantissimi dei marmi che ci sono nelle case veneziane, ce ne sono ancora che io non conosco. Difatti il professor Lazzarini è comunque una persona che io stimo tantissimo, ammiro tantissimo e alcune volte racconto a dei ragazzini, come diceva prima la professoressa, che praticamente noi abbiamo fatto dei corsi. Abbiamo fatto dei corsi con tutti i ragazzi delle scuole medie e superiori veneziane ed è stato un bel progetto che abbiamo portato avanti. Negli anni questi ragazzini che noi abbiamo fatto fare dei piccoli laboratori, abbiamo avuto la possibilità anche in maniera molto casuale, uno dei ragazzi che è venuto a un mini corso da bambino si è presentato da noi per venire a lavorare da noi ed è venuto come apprendista presso il nostro negozio. La direzione che noi vogliamo prendere qual è? Noi non abbiamo una ricetta, nel senso non sappiamo trovare una soluzione a questa carenza, a questa mancanza. Un aiuto lo chiediamo anche noi, lo chiediamo comunque a chi porta avanti questi progetti anche alla fondazione praticamente, perché c'è bisogno comunque di creare praticamente un gruppo, c'è bisogno di mettere tutte le conoscenze di tutti, anche la minima, e per questo che io sono qui, perché io mi sento la minima conoscenza che si può avere, però voglio dare il mio contributo ugualmente, anche con difficoltà nel spiegarvelo, però portando avanti un progetto che secondo noi è molto importante. Voglio concludere molto velocemente perché comunque il succo è stato già detto e ridetto più e più volte. Voglio solo tirare fuori una considerazione, visto che comunque abbiamo avuto molti professori universitari in questi giorni. Durante l'Acqua Granda del 2019
Il giorno dopo abbiamo visto flotte di studenti e di universitari, ma veramente flotte, che armati dei loro moci, dei loro secchi e dei loro guanti andavano a aiutare la cittadinanza per praticamente far sì che ci fosse un aiuto comune. Sono dell'idea che questi ragazzi che sono venuti ad aiutarci, perché sono venuti ad aiutare anche noi, sono gli stessi ragazzi che noi tante volte denigriamo quando sono al bar che bevono lo spritz. Sì, è giusto che abbiano un momento dove bevono lo spritz ed è giusto che noi troviamo un sistema per gratificarli anche nel lavoro. E io voglio essere qua per gratificare nel lavoro questi ragazzi. Grazie. Io credo che tutti ci rendiamo conto di quanto siano importanti queste testimonianze, che sono veramente, vanno nella stessa direzione e sono veramente preziose. Darei la parola a Guido Iaccarino e poi facciamo la pausa caffè, se siete d'accordo. Ancora un architetto, ne abbiamo avuti tanti e come ho detto ne abbiamo di tutte le settori e articolazioni possibili. Un architetto che è anche maestro, anche decoratore, anche direttore tecnico, ed è in questa veste che l'abbiamo coinvolto, di UNISVE. UNISVE significa Unione degli Stuccatori Veneziani, giusto? È un'istituzione che si propone di trasmettere il saper fare degli artigiani veneziani nell'edilizia, lavorando soprattutto a partire dallo stucco, ma in generale nell'edilizia, e di far incontrare fra di loro enti pubblici e privati, ordini professionali, istituzioni, le sovrintendenze, istituendo laboratori, e ancora una volta parliamo di laboratori, di spazi, percorsi, formazione, educazione, in questo genere di settori. Grazie. Grazie, ti ringrazio davvero. Hai già spiegato quasi tutto. Grazie anche e soprattutto per avermi dato la possibilità di partecipare a questo incontro, ma di averlo reso possibile. E gli interventi che ho ascoltato oggi, io sono stato solo oggi, scusatemi, dovevo lavorare. Da questi argomenti sicuramente scaturiranno un sacco di nuove possibilità, di idee e di significati che si potrebbero dare a questo spazio di rialto della nostra città. Io porto il mio contributo basato solo sull'esperienza che ho nel campo dell'artigianato e del restauro. Parlo a nome di UNISVE, che è una realtà che è nata circa 20 anni fa dall'unione di un gruppo eterogeneo di stuccatori, restauratori e architetti. Una società prima cooperativa, poi una SRL, e nasce dalla condivisione di scelte politiche e sociali molto forti. UNISVE è l'acronimo di Unione Stuccatori Veneziani e, come potete capire dal nome, la nostra volontà era quella di preservare la figura dello stuccatore, che ormai chi sapeva che cos'era uno stuccatore, ormai era sostituito da un imbianchino, dal cartongessista o da qualcuno che applica sul muro dei prodotti già pronti. E cosa abbiamo fatto per preservarla? Niente, abbiamo lavorato da stuccatori, siamo andati a bottega dai nostri maestri per molti anni, abbiamo approfondito con loro le tecniche e l'uso dei materiali, abbiamo sperimentato e studiato antichi trattatisti, provando le loro ricette e valutando i risultati sul campo, facendo molti test anche in laboratorio, grazie alla collaborazione con le università veneziane. Ma la nostra realtà non è composta solo da stuccatori, il gruppo sin dall'inizio era eterogeneo e multidisciplinare e col passare del tempo le competenze sono aumentate, le richieste del mercato ci hanno portato su strade anche diverse. Adesso ci occupiamo di restauri, di superfici, ci occupiamo di decorazioni, secondo sempre le tecniche tradizionali veneziane, e facciamo servizi per l'arte. Io stesso non so cosa sono. Quando mi chiedono dico, sono un architetto, sono un restauratore, sono un muratore, non lo so. Quello che è sicuro è che faccio tanti lavori diversi e vari e non ci annoiamo mai.
E poi la seconda scelta, legata alla prima, era quella sempre stata sin dall'inizio della nostra formazione, è stata quella di trasmettere le tecniche del nostro mestiere perché non andassero dimenticate. E questo l'abbiamo imparato dai nostri maestri Mario e Franco Fogliatta, 2 stuccatori, che hanno raccontato durante la loro vita il loro mestiere, rinunciando a una parte del loro tempo che potevano dedicare al lavoro e quindi, come dire, guadagnando meno. Mentre oggi lo diamo per scontato, è una cosa che dobbiamo fare, però in quegli anni gli artigiani invece consideravano le tecniche artistiche un segreto di bottega da tenersi nascosto. Quindi anche noi oggi spendiamo una parte del nostro tempo e una parte anche del nostro fatturato, il 2% per esattezza, per progetti di tutela e trasmissione del patrimonio materiale e immateriale della nostra città. Negli anni le nostre scelte basate sul sapere tradizionale, multidisciplina e trasmissione delle competenze ci hanno anche premiato un po' sul mercato e questo ci ha permesso di crescere. Ora abbiamo circa 40 addetti, quindi siamo un po' più grandi di Stefano. Ma insomma siamo cresciuti, abbiamo cominciato come lui. Abbiamo investito, questo premio diciamo, ci ha permesso di accumulare qualche soldo, oltre a mettersi via un fondo per i TFR, abbiamo anche investito sulle persone, aumentando le competenze dei nostri dipendenti, studiando e facendo ricerca e accogliendo tantissimi giovani all'interno della nostra ditta, che provenivano dalle scuole di restauro, che parleranno dopo di me, e poi anche creando una serie di contatti e collaborazioni sul territorio con le altre ditte, con gli artigiani, gli ordini professionali, come diceva prima la professoressa, fondazioni, università e professionisti. E da questa rete abbiamo ricevuto tantissimo, sia dal punto di vista umano, culturale, che anche dal punto di vista lavorativo. Nel 2016 abbiamo preso in affitto un ampio spazio che abbiamo ristrutturato, un'ex falegnameria, che abbiamo trasformato in laboratorio e spazio multifunzionale aperto alla città e a tutti i protagonisti dell'artigianato e del restauro architettonico a Venezia. Sin da subito in questo spazio abbiamo accolto workshop, incontri, esposizioni, corsi, tutte cose che però devono essere legate comunque dal comune, dall'amore per Venezia e dal restauro e dall'arte, da questo tema. Se ci venite a trovare vi accogliamo volentieri, siamo tra Campo San Barnaba e Santa Margherita, vicino al Ponte dei Pugni, nell'ex falegnameria Salvagno. Da queste scelte, questi investimenti sono nati molti progetti, qua vengo al punto. C'è un progetto che ha funzionato, di cui oggi voglio parlare, e più c'è un'idea che va sviluppata, però secondo me è molto importante, che riguarda proprio i giovani, le botteghe e gli artigiani. Il primo progetto nella nostra città, che nella nostra piccola realtà ha avuto successo e potrebbe avere, se fosse riproposto nello spazio artigianale del mercato di Rialto, potrebbe avere dei risultati importanti e rivolgersi a un pubblico non più solo locale come noi adesso, ma nazionale e internazionale. Che cosa è? Noi, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Venezia e con l'architetto Luca Scappin, abbiamo organizzato presso il nostro laboratorio un percorso di formazione composto da brevi corsi di aggiornamento professionale, brevi, cioè 2-3 giorni, a qualche volta un solo giorno, teorico e pratici, molto più pratici che teorici, per architetti, ma non solo, aperto a tutti, hanno partecipato artigiani, altri restauratori, clienti, e persone che amavano quel tipo di materia. Di cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato di intonaci esterni, stucchi, tappezzerie, legno, metalli, marmi, terrazze alla veneziana, murature, pitture murali e colori. Scusate. Per ogni tipologia di materiale abbiamo fatto tutta una serie di prove pratiche che affrontavano sia le lavorazioni legate alla fase di produzione, di realizzazione del materiale, sia le fasi di restauro, perché ormai gran parte del lavoro, c'è tanto lavoro nuovo, ma c'è anche assolutamente tanto restauro e conoscere il materiale per chi devi poi restaurare è fondamentale. Allora, e gli esempi, le prove pratiche da chi erano seguiti? Da artigiani. Noi abbiamo naturalmente parlato di stucchi e intonaci,
ma tutto il resto abbiamo chiamato degli artigiani specializzati che sono diventati docenti e hanno spiegato ad architetti e altri. Nei corsi sono state utilizzate 3 forme di trasmissione delle informazioni: la comunicazione frontale, con subito una discussione, aveva partecipato anche il professor Lazzarini, quando avevamo parlato ovviamente dei marmi, la dimostrazione pratica da parte dell'artigiano con la spiegazione, e poi l'esecuzione diretta dei partecipanti con un colloquio costante con l'artigiano, con le persone, anche, magari erano anche più di uno, per fare domande e realizzare. Poi tutti questi manufatti che venivano realizzati spesso se li portavano a casa. Naturalmente non è che imparano un mestiere, però approfondiscono, entrano nel problema, capiscono tante cose. Siamo infatti resi subito conto che questa esperienza pratica permette ai partecipanti di approfondire l'importanza e il significato del lavoro artigiano, perché tante volte l'artigiano chi è? È una figura umile che, non so, mi viene a riparare il lavandino, e di comprendere quante energie e quanto tempo sono necessari per ottenere un buon risultato. Questi corsi sono stati un'occasione di incontro e confronto tra le diverse figure professionali presenti nei cantieri di restauro. Sono creati dialoghi tra gli architetti e gli artigiani, tra artigiani diversi. L'architetto direttore dei lavori, che conosce le procedure della tradizione, queste forme di artigianato, può valutare in modo più consapevole la qualità del saper fare dell'artigiano in cantiere, può comunicare più facilmente le sue scelte e può dialogare con queste persone. Perché tante volte in cantiere mi rendo conto, io diciamo sono un po' la via di mezzo che tante volte servo, ma tante volte se non ci sono io, l'operaio e l'architetto parlano tante volte 2 lingue diverse. E quindi se l'architetto vuole fare un progetto ma ha bisogno delle mani e le persone, non solo perché sono stranieri, perché, ecco, ma parlano proprio 2 lingue diverse, anche se parlano tutti e 2 veneziano. Il contatto con i materiali, le tecniche, gli strumenti, dall'altra parte la conoscenza di come si evolve il materiale nel tempo, permettono a un tecnico di saper leggere e riconoscere le superfici, che è la cosa necessaria per un architetto per lavorare su un bene storico. Abbiamo subito capito dalle tante adesioni, perché sono andati esauriti tanti corsi, che questa iniziativa aveva successo, che esisteva un desiderio di ricerca del saper fare con le mani, sia nei soggetti attivi nel restauro, sia nei proprietari di case, sia in un pubblico di amatori. Gli architetti partecipanti subito ci hanno detto come a livello universitario avevano sentito questa carenza di questo tipo di apprendimento e quindi forse sarebbe opportuno introdurre questa modalità di approccio diretto e pratico. Qualcosa abbiamo fatto con qualche amico professore così, che è venuto a fare gratuitamente una giornata con gli studenti, è capitato, ma sono state cose a spot. Quindi queste modalità di approccio diretto e pratico per avvicinare l'esperienza universitaria al mondo del lavoro, portando lo studente ad acquisire più facilmente una mentalità pratica di cantiere. Se lo spazio del mercato diventasse, tra le altre cose, anche un luogo istituzionale di riferimento per l'artigianato, la condivisione del saper fare da parte dei maestri professionisti del restauro sarebbe, con questi corsi potrebbe veramente rivolgersi a un pubblico molto ampio e si risolverebbe un po' il problema che era venuto fuori del negozio, perché in negozio io devo lavorare, poi magari mi impiego un paio di giorni, faccio questo corso, riesco a spiegare un po' tutte le cose e così non perdo tempo mentre sto lavorando. Me la metto via che quei giorni lì li devo perdere, ma per il resto. Questo permetterebbe di spiegare a un pubblico internazionale l'importanza del sapere manuale, diventando un volano per la tutela degli antichi mestieri e incentivare soprattutto i giovani di tutto il mondo a intraprendere queste professioni di artigiano. Una volta che hanno fatto questo corso, dopo possono decidere di cominciare il corso di studi presso le scuole di formazione o nelle botteghe. E qui viene la seconda idea, e poi ho quasi finito. Allora, il problema è nelle botteghe. Nelle botteghe non ci possono andare gli artigiani e questi giovani. Perché? Perché se io sono un artigiano singolo, mi arriva un dipendente e quindi devo iniziare a stravolgere tutta la mia questione della sicurezza,
ho bisogno di un consulente del lavoro, ho bisogno di tutta una serie di cose e quindi non posso, devo iniziare a pagargli lo stipendio, anche se i primi anni questa persona non porta utile, o comunque sì, qualcosa può aiutare, ma non si paga lo stipendio, i contributi e tutto. E quindi cosa succede? Ho visto artigiani che sono fabbri, falegnami, terrazzieri, tappezzieri, marmisti, decoratori e anche restauratori altamente specializzati, come quelli che tante volte lavorano anche alla Misericordia, che non possono permettersi un dipendente. Ci hanno provato e poi devono rinunciarci dopo qualche anno perché hanno speso troppi soldi e non ci stanno più. Il commercialista gli dice no, qua non va bene. Così questi qui rimangono da soli, ormai c'è tanta gente che se l'è messa via, ha capito che deve rimanere da solo e quando finiranno di lavorare perderemo tutto il loro sapere. E non sono solo vecchi artigiani prossimi alla pensione, ci sono tantissimi giovani con competenze meravigliose che conosco anche direttamente e che probabilmente non trasmetteranno mai a nessuno. A meno che per risolvere la situazione potremmo percorrere due strade. La prima è quella di istituire delle borse di studio per gli studenti, ma non come quelli molto, molto belle, come si parlava stamattina, di 6 mesi di tirocinio, ma delle borse di studio che siano almeno di 3-5 anni per gli studenti più meritevoli presso artigiani con determinati requisiti che ne facciano domanda. La borsa di studio dovrà compensare in modo progressivo, quindi mano a mano che l'assistente impara, può diminuire, le spese che l'assistente di bottega non riesce a coprire con il suo lavoro, una parte di stipendio, i contributi e soprattutto l'adeguamento normativo del luogo di lavoro. La seconda è creare un team di esperti composto da commercialisti, consulenti del lavoro, esperti di sicurezza e legali per aiutare nella gestione burocratica e della sicurezza i piccoli artigiani che vogliono provare a crescere e a trasmettere ai giovani le loro competenze. I costi di questa squadra servizio di artigiani, che in realtà esistono già questi team presso la Confartigianato, la CNA, però questi costi dovrebbero essere quasi completamente sostenuti dal fondo delle borse di studio. Questo progetto potrebbe crescere, queste borse di studio potrebbero nascere col mercato e farne parte al fine di tutelare l'immenso patrimonio intangibile di Venezia, che stiamo perdendo giorno dopo giorno. E qua mi rimetto alle fondazioni, ai comitati privati, è peccato che è andata via Valeria, ma gli avevo già detto, e istituzioni. Pensateci. Come capite, siamo di fronte a testimonianze e quaderno dei sogni insieme, però andiamo avanti comunque. Io credo che questo discorso della trasmissione del sapere, al quale io tengo moltissimo e sul quale mi avete sentito in questi giorni insistere molto, sia una delle questioni di fondo di questo tipo di mestieri che sono sicuramente particolari, specifici, peculiari, come diceva prima per le opere d'arte Giulio Manieri. Vi proporrei di fare adesso la pausa caffè perché i nostri organizzatori l'hanno prevista adesso. Abbiamo poi, lo dico brevemente perché siamo già alle 4 e sono già alle 4:10, abbiamo poi 6 interventi previsti nel programma che saranno brevi poi forse ci sono 2 persone che sarebbero disposte o interessate a dirci 2 parole e che sarebbe utile che intervenissero. Propongo quindi di seguire l'ordine del programma fino alla fine, dando la parola come avevamo previsto, e poi lascerei la parola a Laura e la guida che è lì dietro, che forse possono dirci 2 parole su come vedono questo insieme di questioni. Andiamo a prendere il caffè e continuiamo le nostre conversazioni di là.
Che le pause caffè le pause lunch sono spesso le cose più fertili di questo tipo di incontri, però è anche vero che abbiamo ancora tanti interventi previsti e che tutti mi hanno chiesto di anticipare il loro intervento. Ora non posso anticipare tutti perché comunque sia un certo ordine, bisogna seguirlo. E quindi vi pregherei di prendere posto e in linea di massima seguirei l'ordine che avevamo sul tappeto, pregando tutti di essere concisi. Cercherò io di non intervenire o di intervenire pochissimo. Federica Restani c'è o è ancora fuori? No, è qua. Federica Restani interviene a nome dell'Istituto Veneto per i Beni Culturali, fondato nel 1995 per la formazione professionale nei settori del restauro e della conservazione del patrimonio storico-artistico, con attività didattica, operativa, cantieri scuola, forme di collaborazione con enti pubblici e privati, e quindi è assolutamente in linea con una serie di questioni che abbiamo affrontato in questi giorni. Federica. Buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziare anche a nome del nostro direttore, l'architetto Renzo Ravagnan, gli organizzatori del convegno e il comitato scientifico per aver invitato il nostro istituto a prendere parte a questa tavola rotonda. Prima di esporre la proposta per questo fondaco possibile degli artigiani o della cultura materiale, come forse preferisco identificarlo io, nelle possibili fabbriche realtine, vorrei brevemente introdurre la nostra attività, la nostra realtà culturale in ambito cittadino. Noi siamo un ente no profit che opera da circa 40 anni a Venezia, ma anche all'estero, e si occupa fondamentalmente di ricerca e formazione nell'ambito dei beni culturali. Lavoriamo in sinergia con le principali istituzioni cittadine, grazie anche al sostegno dei comitati privati. Ringrazio infatti il Presidente Paola Marini per le belle parole che ha detto prima, e su beni fondamentalmente di diritto pubblico. La nostra missione sostanzialmente è quella di conservare il patrimonio artistico comune attraverso la formazione professionale dei giovani. E quali sono i nostri studenti? I nostri studenti, e questo è un dato secondo me abbastanza interessante, sono per un 50-60% già dei diplomati, già laureati, talvolta anche con una laurea magistrale in ambito sia umanistico che scientifico. Sono storici dell'arte, sono conservatori, sono architetti, sono archeologi, sono diagnosti o sono in generale tecnologi dei beni culturali, ma vogliono implementare, dopo quindi un percorso accademico, anche la loro formazione, vogliono implementare la loro formazione teorica anche con un sapere pratico, e questo secondo me è un fatto abbastanza interessante, perché segna forse un'inversione o quindi la necessità, il desiderio di empirismo da parte anche di un ritorno, diciamo, a un sapere anche pratico, manuale. La nostra attività, e vi ho proposto una serie di immagini delle nostre attività, diciamo, in cantiere, o anche di altri corsi di specializzazione che noi offriamo sia a restauratori già diplomati, ma anche ad altri soggetti inerenti, diciamo, al mondo del restauro, comunque della cultura materiale. La nostra attività si differenzia fondamentalmente in corsi di diploma con la figura del tecnico del restauro dei beni culturali, che è una figura riconosciuta dal Ministero, oppure appunto con corsi di specializzazione di varia natura anche a catalogo. Operiamo su qualsiasi tipologia di manufatto, con qualsiasi materiale e su qualsiasi tecnica artistica, dalle superfici decorate dell'architettura alla carta, al vetro, che stiamo promuovendo il restauro del vetro da alcuni anni, che è una grossa carenza che secondo me nella città per antonomasia, patria del vetro, dovrebbe essere anche più potenziato, ma anche carta, metalli, pelli, cuoio, sostanzialmente tutti i materiali. In quest'ottica di creare un polo, un fondaco appunto dell'artigiano della cultura materiale, quindi il nostro know-how, le nostre competenze potrebbero anche svilupparsi e contaminare in parallelo i saperi artigianali. Inoltre, nell'ambito
delle nostre attività noi siamo particolarmente attenti alle esigenze del mercato. Cosa intendo dire? Siamo attenti alle esigenze del mercato del lavoro, ovvero al mercato della formazione e delle professioni. E lo siamo a doppio senso di marcia, sia dal punto di vista dell'offerta, cioè coordiniamo l'inserimento dei nostri diplomati o diplomandi all'interno di aziende o di stage presso ditte di restauro, cittadine, ma anche sul territorio italiano e parzialmente anche all'estero, ma anche dal punto di vista dell'offerta. Cioè ascoltiamo, ma anche dal punto di vista della domanda, cioè ascoltiamo la domanda che ci viene dal mercato stesso, e in questi ultimi anni, e da qui la proposta particolare che proponiamo in questa sede, in questi ultimi anni, in parte in seguito a una cooperazione e anche a sostegno delle richieste delle specifiche istituzioni, in particolare alla sovrintendenza e in particolare il polo della sovrintendenza archeologica con cui collaboriamo, ma anche con altre università, e stiamo osservando una nuova esigenza nel campo del restauro dei beni culturali, soprattutto in termini appunto di richiesta di nuove professionalità e competenze altamente specializzate. Ed è per questo che ormai da diversi anni stiamo potenziando la formazione del tecnico del restauro in ambito archeologico, perché ce lo chiedono il mercato, perché ce lo chiedono le istituzioni, che è un settore specifico quindi del restauro. Le procedure sono simili ma richiedono delle specificità sia per il pronto intervento in situ che ovviamente anche nel laboratorio di restauro archeologico, e di conseguenza stiamo proponendo di implementare questo tipo di formazione sia partecipando, e talvolta sono le stesse università che fanno le stesse missioni archeologiche che fanno capo a diverse università. Abbiamo collaborato con l'Università di Milano, di Verona, di Udine, di Padova, che ci chiedono di inserire nei loro scavi archeologici in giro per l'Europa, in giro per il bacino del Mediterraneo. Per chi non è addetto ai lavori, un sito archeologico possono sembrare tutti molto simili, ma vi assicuro che in questo breve spot stiamo facendo il giro da Israele alla Turchia, all'Iran, un po' tutte le missioni in cui hanno partecipato i nostri ragazzi, e ci chiedono di avere dei restauratori pronti a intervenire, ad affiancarli nello scavo. Professionalità fondamentale, altrimenti c'è proprio la perdita del bene appena rinvenuto. Contestualmente però, grazie appunto a questa collaborazione con la Sovrintendenza Archeologica di Venezia, abbiamo iniziato un percorso di recupero, di studio, di restauro e quindi anche di conoscenza dell'immenso patrimonio archeologico che possiede la Sovrintendenza, dislocato in varie sedi. Molti di questi reperti sono stati magari scavati anche 30-40 anni fa, ma sono in attesa di essere conosciuti, e vi posso garantire che non c'è nessuna occasione come quella del restauro per approfondire, per creare una conoscenza. Un restauro è sempre un'occasione di conoscenza straordinaria, diretta sulla materia. Oggi si è parlato molto di materia, ed è il motivo per cui alla fine, alla conclusione di un restauro dovrebbe comunque sempre essere raccontato, promosso, divulgato, proprio in ragione delle conoscenze che comporta. A lato vedete alcuni dei reperti su cui sono intervenuti i nostri restauratori già formati o i nostri stagisti. Anche in questo caso andiamo dal vetro, parliamo sempre anche solo in ambito veneziano, alle ceramiche, ai metalli o anche ai mosaici. Recentemente, parlando di scoperte, di riscoperte di conoscenze, abbiamo condotto un importante intervento di studio e di restauro su dei reperti che sono stati scavati ancora negli anni '80 a Tombolani, al Lido, il San Nicoletto al Lido, degli splendidi mosaici della prima fondazione della chiesa, che sono stati poi anche oggetto di un importante
convegno organizzato da Ca' Foscari, con la sovrintendenza che ha seguito, diciamo, la direzione lavori assieme ai nostri docenti, che voglio ricordare, Chiara Tomaini e Miriam Pilutti, e che quindi sono diventati una parte importante anche di conoscenza di questa Venezia nascosta, sepolta, sommersa, diciamo così, ma che in realtà ha ancora moltissimo da raccontare. E da qui questo titolo, se vogliamo, anche un po' forte, no? Rivo Alto prima di Rivo Alto. Adesso spiego le ragioni di questo titolo, che forse potrebbe essere quasi uno slogan, proposta per un laboratorio didattico aperto per il restauro, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico. Ben inteso, nell'ambito di questa possibile strutturazione di un fondaco degli artigiani o della cultura materiale, noi con il nostro know-how siamo in grado di affiancare, di proporre corsi per tecnici o anche semplicemente per persone che vogliono approfondire le tematiche materiali e del restauro. Il restauro parte sempre comunque dalla conoscenza della tecnica storica, non solo della tecnica del restauro, ma proprio della tecnica artistica, ma parallelamente, in seguito a queste specificità richieste dal mercato, ma anche a questo grandissimo patrimonio di Venezia che deve essere ancora studiato e conosciuto, e anche per, qui viene fuori il mio essere architetto, anche per il fatto che, pensando a una riqualificazione degli spazi stessi, l'attività di laboratorio archeologico richiede tutto sommato una variazione di spazi, di distributivo veramente molto ridotta, messa in parallelo a quella di qualsiasi altro oggetto d'arte. E potrebbe anche rappresentare un'occasione anche di potenziamento della conoscenza e della realtà cittadina stessa. Quindi forse rispetto alle altre proposte che sono state fatte prima, la nostra abbina formazione, conoscenza, storia, ma anche un aspetto forse, se vogliamo, più didattico e didascalico dei reperti stessi. In quest'ottica quindi di conservazione e di studio possibile di questa appunto Venezia sepolta o sommersa, particolarmente significativa poi verrebbe a delinearsi anche la possibilità di richiamare la centralità che il luogo fisico di Rialto ha storicamente rappresentato nella definizione stessa dell'identità della città. Cosa intendo dire? All'apertura del convegno c'è stato un pre-convegno del convegno, che è stata una visita guidata con la professoressa Calabi. L'area rialtina io l'ho conosciuta e l'ho studiata con lei, con la professoressa che è stata la mia prima docente in assoluto all'università, e giustamente richiamava l'importanza di sottolineare la natura di insula che aveva Rialto, una dimensione fisica, ma anche una dimensione concettuale. Cosa intendo dire? Intendo dire che questo titolo, forse un po' forte, Rivo Alto prima di Rivo Alto, vuole anche enfatizzare, ricordare o richiamare il fatto che l'isola di Rialto ha sempre avuto una particolare accezione che veniva proprio attribuita alla parola Rivo Alto, intesa come Venezia città, Venezia prima, no? La civiltà di Rivo Alto aveva dei significati anche di identificazione della città stessa importante. Quindi io, quando parlo di Venezia prima di Rivo Alto e parlo di archeologia, ovviamente non sto definendo un ambito operativo né cronologico né strettamente fisico, ma quanto l'intenzione di e questo, diciamo, Venezia ci ha un po' insegnato sempre, per chi la conosce, per chi ha studiato anche la sua storia, nel proporre, quindi nel ripensare una rinascita, una rigenerazione dell'area rialtina, in linea con quanto poi Venezia ha sempre saputo fare in tutte le sue stagioni storiche, ripartire e ripensare partendo proprio dalla sua stessa storia. A questo volevo aggiungere un'altra piccola cosa, però mi slego, diciamo, dal ruolo istituzionale qui, ma è un pensiero mio personale, quindi parlo come architetto, come conservatore, ma anche semplicemente come residente ormai da 27 anni in città per scelta, anch'io.
Tra le varie funzioni che abbiamo ascoltato oggi, che potenzialmente queste fabbriche potrebbero acquisire. Sinceramente mi auguro che, a prescindere dalla proposta che noi oggi facciamo, io spero veramente che quest'area continui a mantenere e quindi potenziare l'artigianato, il sapere empirico, questa cultura materiale in senso lato, che sono essi stessi patrimonio comunque di questa città, non solo di questa città, ma sono anche di questa città. E quindi io credo che nella scelta della destinazione d'uso finale sarei più a favore per una soluzione proprio di artigianato e di cultura materiale rispetto a un contenitore per un'università o un altro tipo di sapere accademico che ha già delle altre insule nella città. Questo perché conservare una funzione è il modo forse migliore anche per conservare un'identità, perché un luogo non è solo uno spazio, ma lo definisce la funzione, e un edificio non è solo un edificio come contenitore. Grazie. Credo che di quest'ultima cosa avremo modo, tempo e voglia tutti di riparlare. L'edificio è grandissimo, quindi si può veramente ragionare su come potrebbe essere utilizzato, se mai ce ne daranno la possibilità, perché questo è il vero punto interrogativo. Ringrazio molto Federica. Le questioni che lei ha toccato sono sicuramente preziose. La questione del mercato del lavoro, del quale finora non abbiamo parlato poco, che mi pare molto importante, perché dialogo fra le ditte sicuramente, ma nel dialogo fra le ditte c'è anche questa variabile che non è di poco conto del tentativo di capire meglio come funziona il mercato del lavoro e di mettere a disposizione strumenti poi per, ammesso che si arrivi alla formazione di nuove professionalità. La seconda, e veramente faccio brevissimo, le nuove professionalità, il restauro in ambito archeologico. Sempre per andare nella logica della rete, del fare network, durante la pausa caffè e anche prima, parlavo con Le Facchi, Stigliani Le Facchi, che ha parlato il primo giorno e che ha parlato del mercato di Salonicco, ma che sottolineava, dopo aver sentito gli interventi di molti di voi, un lavoro importante che è stato fatto di restauro, recupero, rimessa in funzione dei teatri in Grecia, finanziato in buona misura anche dalla Comunità Europea, se ho capito bene. Insomma, le competenze in materia di archeologia, perché molti dei teatri in Grecia sono teatri antichi, ecco, anche da questo punto di vista abbiamo parlato il primo giorno prevalentemente di mercati, ragionando su quello che è proprio l'attività di mercato ancora presente e vivace a Salonicco. Nel caso specifico, le nostre colleghe di Salonicco ci richiamavano, sentendovi parlare di artigianato, che anche in Grecia ci sono delle esperienze di grande interesse di restauro, recupero e anche di restauro archeologico, in particolare nel settore dei teatri. Darei la parola a chi tocca adesso, scusate, non ricordo più. Andrea Vio, chiedo scusa, ma tutti hanno fretta e mi hanno chiesto di anticipare, ma darei la parola ad Andrea Vio, che poi deve andare via. Tutti lo conoscete già, non occorre che lo presenti tantissimo. Ha uno dei più bei banchi di pesce del mercato, fra quelli rimasti, che ahimè sono pochi, del mercato di Rialto. È quello che ha fuori il poster che dice Venezia è viva. Ci ho tenuto nella visita che abbiamo fatto il primo giorno a sottolineare e farvi vedere questo, perché credo che sia importante. Andrea è membro del comitato direttivo dell'associazione Progetto Rialto, è particolarmente attivo, è sempre stato. Vorrei solo menzionare questo, poi ha tantissime altre qualità che non ho il tempo di ricordare. Però vorrei ricordare che nell'ambito del nostro sito www.progettorialto.org tiene con Daniela, che c'è in sala, una rubrica sulle ricette tradizionali di pesce
della laguna o dell'Adriatico a Venezia. Tutti voi penso abbiate visto in televisione l'importanza che viene sempre data ai grandi chef. Bene, qui abbiamo un grande chef o una grande chef messi insieme che ci hanno mostrato, insegnato e tutto questo è recuperabile perché è pubblicato sul sito, ma continua a essere a disposizione. Sono dei piccolissimi video che mostrano come si fanno queste cose, la ricetta, gli ingredienti e poi operativamente come si fa a preparare il piatto indicato. Grazie. Andrea, ti do la parola. Buonasera a voi e vi ringrazio tutti per essere qui e dell'attenzione dell'Istituto e del progetto Rialto. Allora, io sono Andrea e sono uno dei pochi ormai operatori del mercato di Rialto. Dico subito che non sono qui a rappresentare la categoria, in quanto la categoria in questo momento è proprio assorbita dalla mera sopravvivenza. Sono 45 anni che vivo e lavoro a Rialto. E questa parabola di tempo in costante discesa è diventata via via per me un osservatorio privilegiato sulla città e i suoi ormai cronici problemi. Nell'arco degli anni ho visto troppi veneziani andare via, famiglie invecchiare con i figli in altre città o all'estero, in altre parole un'affluenza cittadina sempre più esigua. Al contrario invece una presenza turistica sempre più massiccia ed invadente. Rialto è il luogo dove le glorie del passato stridono in modo assordante con la mediocrità del presente. E il turista fotografa tutto e non può capire che il soggetto dei suoi scatti è un animale un tempo maestoso, ora in forte difficoltà. In una Venezia dove tutto fa spettacolo, dalla ballerina che accenna qualche passo di danza, al gabbiano che ruba la pizza al turista ignaro, in questa città dalla risonanza mediatica enorme, in un'economia fondata solo sul turismo, il popolo non trova più casa e lavoro e lascia Venezia. Sempre più falsamente abitata e senza più tessuto connettivo. Sono state molte le iniziative, articoli, interviste, manifestazioni, solo e sempre a cura di associazioni cittadine, movimenti, comitati, gruppi spontanei, a cui preme la vita di Rialto, quale simbolo e cuore della città. La crisi di Rialto è arrivata mediaticamente in tutto il mondo, a cui interessa Venezia. Unica assente in tutti questi anni la nostra amministrazione. In questo momento più che mai le nostre attività sono a forte rischio di estinzione, i profitti si sono più che dimezzati e le spese e le utenze raddoppiate. L'uso frequente della moneta elettronica ci impone pagamento di commissioni bancarie che negli altri paesi della UE sono gratuite. Questo e tanto altro minaccia il nostro lavoro e le nostre famiglie. Ma se guardiamo agli altri paesi e città, forse un po' più lungimiranti della nostra, possiamo vedere come delle operazioni già in atto stiano avendo un grande favore da parte dell'utenza in generale. Venendo a noi, abbiamo una visione e una proposta. Spesso la gente ci dice: «Ah, che buono quel pesce! Mi ricordo che la mia mamma o la mia nonna lo preparava sempre così quando ero piccola». Ecco cos'è. Un'esperienza emotiva e sensoriale nella memoria di ognuno. Noi possiamo, attraverso il gusto, rievocare luoghi, persone, sapori lontani, ma non per questo meno vivi della nostra vita. Allora, poter trasformare e preparare i nostri prodotti con le ricette della nostra ricca tradizione veneziana, pronti per un assaggio, per il cittadino o per il turista interessato alle nostre consuetudini gastronomiche. Proprio l'opposto quindi del famigerato take away. In questo modo si creerebbe indotto e nuove prospettive di sviluppo, cambiando le sorti del mercato che si profilano a un orizzonte non lontano. Esistono proposte e progetti e sono anni che con l'associazione Progetto Rialto ce ne occupiamo e preoccupiamo. Ciò che serve è che l'amministrazione cambi l'atteggiamento dimostrato finora e si metta in ascolto di proposte ed esperienze già in atto che giungono da studiosi e operatori della città e del panorama internazionale. Auguro caldamente a me stesso, ma soprattutto a Rialto, che ciò che si può fare si faccia presto
non credo che si possa resistere ancora per molto. E reciterò 2 versi di una mia canzone che proprio stasera canteremo al Malibran nell'ambito del Festival della canzone veneziana. Recita così: perché una città senza popolo è come un uomo senza sangue. Venezia è un pese e rialto il suo cuore, e col se ferma Venezia amor. Grazie. Non credo che occorrano molte parole, evocare luoghi, gusti e emozioni è una cosa che Andrea sa fare benissimo, oltre che vendere pesce e poi cucinarlo. Ora, non ho detto prima, per ragioni di tempo e per non tirarla troppo in lungo, ma invece credo che sia doveroso ricordarlo, che lui è anche un musicista e non è un fatto di poco conto. Adesso vi ha detto che deve andare al Teatro Malibran perché ha un concerto in cui la sua band si esibirà con le sue canzoni. Non solo, voglio ancora dire una parola o 2 parole. Diceva prima i turisti fotografano. Ebbene, Andrea è anche un bravo fotografo. Ogni tanto, abbastanza spesso, verso le 5 di mattina, a me arrivano sul telefonino delle bellissime fotografie, veramente belle, vi assicuro, fotografie di architettura, perché andando da casa sua, dove si muove, da dove si muove alle 3 di mattina verso Rialto, per andare al banco di pesce, fa anche delle fotografie, e sono veramente fotografie di singolare valore dal punto di vista proprio della qualità fotografica. Lui è incuriosito da dettagli dell'architettura veneziana che oltretutto cambia con la luce, con l'inverno, l'estate, la nebbia, il sole, o gli orari notturni e così via. Voglio dire che nel tener conto delle competenze specifiche presenti a Rialto e a Venezia in generale, io vorrei veramente richiamare l'insieme di sensibilità, che sono molte, da questo punto di vista a me pare che Andrea le rappresenti molto bene, perché sono molto articolate. La competenza specifica dovuta al suo mestiere, ma anche questo insieme di sensibilità e emozioni che lui è in grado di trasmettere. A questo punto, e chiedendo scusa, ma farei una piccolissima proposta di modifica dell'ordine, perché Saverio Pastor ha fretta di andare poi altrove, ha un appuntamento altrove. Saverio Pastor, dopo aver lavorato come apprendista nella bottega famosa di Giuseppe Carli, ha aperto una bottega e poco a poco è diventato il vero e proprio decano dei remedi veneziani, credo che molti qui dentro lo conoscano, fornitore di fiducia dei gondolieri, degli appassionati di voga alla veneta in tutto il mondo, è veramente un punto di riferimento per il mondo esterno, non solo per i veneziani, e rappresenta un altro dei settori assolutamente peculiari, specifici del savoir-faire artigianale a Venezia. E da questo punto di vista quindi ci interessa, rispetto a questo insieme di tasselli, di piccole tesserine che stiamo mettendo insieme. Titolare dell'associazione Arsanà, gli do la parola. Grazie. Ringrazio per le belle parole e l'attenzione. Allora, io sono un artigiano e ho la bottega qua in fondo a Punta della Dogana, e quindi non mi dilungo sul mio lavoro, sul mio mestiere, e vi invito a venirmi a trovare, la bottega è aperta, e quindi in quel caso vi racconterò e vi spiegherò. E poi sono anche presidente dell'associazione Il Felze, che è un'associazione che riunisce gli artigiani della gondola, dallo Scorariol alla Barettera, una decina di mestieri, tra cui tappezzieri, c'è anche Bevilacqua con le sue magiche, con i suoi magici tessuti, ecco. Ma anche di questo non vi parlerò, ma vi dico, c'è un bellissimo sito dove trovate le informazioni e gli appuntamenti, che sono sempre di questi tempi autunnali incalzanti, quindi
per esempio giovedì prossimo saremo al Caffè Floriano, dove parleremo di pesca e pesce e pesca dell'Alto Adriatico, con incursioni anche sul modo di cucinare, a cura di un libro di Gigi Divari, con un ristoratore, Cesare Benelli, ecco, quindi saremo ospiti del Caffè Floriano. Ecco. Però, siccome sono stato chiamato qua a parlare di mercati storici e rigenerazione, io ho un macigno qua da spostare dalle mie spalle, perché l'argomento è importante, se non che mi sono anche reso conto, ascoltando le persone che hanno parlato prima di me, che si può scivolare nel mondo dei sogni, e quindi anche perché del concreto purtroppo non abbiamo in realtà una chiave di lettura, non abbiamo i segreti per arrivare alla realizzazione di questi sogni, no? E quindi, parlando di rigenerazione urbana e parlando di Rialto, io non posso non pensare che l'anno scorso la leggenda vuole che fosse il 1600° anno della nostra città, e che sarebbe nata proprio a Rialto, proprio lì. Allora, non possiamo non ignorare questo fatto, e quindi tra i miei sogni io penso che cioè la nascita di questa città magica che ha trasformato delle Barene in un insieme di monumenti, palazzi, ma soprattutto in una storia più che millenaria, che aveva alle spalle una civiltà delle acque, insomma, e che era fatta di mercanti e di artigiani, appunto. E io non posso non sognare che in quei luoghi ci possa trovare un museo dove si riesca a capire veramente come i nostri antesignani sono riusciti a realizzare questo miracolo, ecco. E quindi come hanno concretamente solidificato, consolidato le Velme e le Barene per costruirci sopra dei monumenti incredibili, fino ad arrivare appunto alle malte, agli intonaci, ai marmorini pregiati, ai pavimenti, ai tessuti, no? Ecco, e allora questo in realtà è anche dove non c'è più De Checchi, perché sennò appunto anche un piccolo, una porzione di una sala del museo dedicata alle fognature, ai sistemi di scarichi, può, a mio avviso, essere interessante in questo museo. E quindi, ecco, un occhio alla storia e anche un occhio ai mestieri, quindi i mestieri che hanno permesso la creazione di questi monumenti, di questi edifici, e arrivando alla questione del restauro, di cui parlava l'architetto che mi ha preceduto prima. Anche perché Venezia ha ospitato per un decennio la scuola europea del restauro, dove penso insegnassero anche Fogliata e altri grandi artigiani veneziani. Ecco, perché non riproporre in quest'area anche una scuola di questo tipo, far ritornare gli artigiani europei a confrontarsi sulle tecniche, a imparare, a studiare, no? E rispetto allo studio, certo, se ne parlava spesso fra artigiani, sulla formazione permanente degli artigiani, no? Allora, anche qua, se gli artigiani avessero un luogo dove ritrovarsi, dove lanciare questi corsi e dove arricchire la loro formazione, uscire finalmente dalle botteghe, come diceva Stefania, no? Ecco, e quindi questo insieme di musei, ecco, di posti dove
guardare dove imparare, no? E poi l'avete già detto voi, si potrebbe anche pensare alla produzione, quindi all'incubatore, a botteghe che a rotazione ospitano artigiani che vogliano partire o che rischiano di partire, nel senso che rischiano sfratti infausti che magari li costringerebbero a lasciare la città. Ecco, e poi il polo commerciale inteso come fondaco nel vero senso della parola, dove appunto mostrare le merci, dove anche venderle, dove mostrare il meglio dell'artigianato, no? Dell'artigianato artistico, ma anche quello che si è detto, l'artigianato dell'edilizia, eccetera, no? E poi, siccome siamo in un pianeta a rischio, in quest'area ci metterei anche un polo della sostenibilità, dove pensare alle tecniche e ai materiali maggiormente rispettosi per l'ambiente che ci diano qualche prospettiva per il futuro, ecco. E chiaramente poi arrivo a far contento fra i miei sogni Andrea e a pensare al polo delle arti gastronomiche, dove oltre ai prodotti delle nostre aree circonvicine ci siano anche le possibilità di capire come cucinarle, come apprezzarle nel migliore dei modi, perché anche là c'è una storia, appunto, è una cultura. Ecco, e quindi questo è il mio sogno su Rialto, e il mio sogno su Rialto che si sposa poi con l'altro sogno, che è quello legato più all'Arsenale, dove invece penserei a tutte le arti della cantieristica, a tutte le arti legate alla navigazione, alla vita sull'acqua, alla mobilità acqua, sostenibile anche quella, ma questo è un'altra storia. Grazie. Grazie mille Saverio, io devo dire che sono davvero abbastanza colpita dal fatto che mi sembra che siamo un po' tutti d'accordo sul fatto che meriterebbe che merita la nostra attenzione questo tipo di investimento culturale e soprattutto di idee nei confronti dell'insula, l'hai menzionato tu, no, l'aveva menzionato prima Federica. Credo che sia veramente l'insula rialtina per noi un polo di riferimento importante. Parlavi di guardare, imparare e poi la produzione. In effetti sono queste le questioni assolutamente importanti, e la capacità anche di richiamare artigiani dall'estero. Una questione che tu hai citato, questa di richiamare gli artigiani europei e fargli vedere, capire le tecniche peculiari e specifiche di questa laguna, e anche recepire invece conoscenze che vengono da altri luoghi. L'aspetto del museo in qualche modo ha attraversato un po' l'attenzione per l'aspetto museale, è stato presente un po' fin dal primo giorno, in particolare l'intervento di Sharon Ament che ci ha mostrato il caso del Museo di Londra, della città di Londra, che è un spettacolare e gigantesco museo. Quelli di voi che hanno occasione di andare a Londra, veramente vi invito ad andare a vedere come in quel caso il mercato come tale non c'è più, è diventato un'altra cosa, ma in qualche modo ci sono delle interrelazioni molto forti fra mercato e museo. Per richieste di dare un turno diverso rispetto al programma, forse chiamerei Alberto Bevilacqua perché mi ha chiesto, e spero che per gli altri non sia troppo un problema. Alberto Bevilacqua ha dei problemi poi forse di andare altrove, non lo so. Amministratore delegato e responsabile marketing della tessitura Luigi Bevilacqua. I veneziani conoscono questo sito, oltre che questa attività, in modo molto
sicuramente molto importante, che produce tessuti pregiati per l'arredamento e per l'alta moda. È una manifattura che garantisce un prodotto di altissima qualità a tutto il mondo, che attira l'attenzione di moltissime persone e che è veramente un luogo di savoir-faire tradizionale e di competenze trasmesse di generazione in generazione. Quelli di voi che hanno già visto il laboratorio di Bevilacqua conoscono quegli stupendi telai antichi che sono lì presenti, ma che sono tuttora utilizzati in lavorazione, e quindi credo che questo sia qualcosa che colpisce moltissimo. Ancora una volta non si tratta di spostare vorrei sottolinearlo questo, perché non dobbiamo avere, come dire, ambiguità da questo punto di vista. Non si tratta di spostare la tessitura Bevilacqua da dov'è, ma è sicuramente utile che la tessitura Bevilacqua, lo dimostrava Saverio Pastor, abbia degli incroci con le altre attività artigianali di cui si è detto. Grazie mille. Sì. Qualora qualcuno non l'avesse vista, domenica sul Rai 2, sulla trasmissione provinciale, alle 14 ci sarà un servizio sulla nostra tessitura, quindi dopodomani. Naturalmente chi vuole ha sempre la possibilità di venirci a vedere. Noi siamo praticamente sul Canal Grande, attaccati a riva di Biasio, quindi siamo abbastanza facilmente accessibili, insomma, quindi, e siamo lì in questa location, diciamo, praticamente dall'inizio del 1900. Prima eravamo a Palazzo Labia e credo che siamo l'unica, fra l'altro, attività produttiva presente nel Canal Grande. Praticamente siamo rimasti gli ultimi testimoni di questo tipo di attività. A Venezia nel 1500 c'erano 6.000 telai anche presso le abitazioni private che tessevano, e la gente veniva da tutto il mondo a comprare i tessuti veneziani. Quindi per noi è un punto di orgoglio continuare questa tradizione, perché purtroppo, come tante altre, qualora non ci sia appunto la trasmissione del know-how, del savoir-faire, purtroppo vanno perdute, insomma. Quindi è assolutamente importante. Io mi sono anche dedicato a questo tipo di attività abbastanza recentemente, 25 anni fa circa. Prima ho fatto altre cose, perché quelle aziende di tipo familiare un po' tendono a far prendere, tanto entrano a un certo punto magari in crisi, e quindi magari poi i membri della famiglia prendono altre strade. Noi siamo rientrati, ci abbiamo creduto, e adesso insomma siamo soddisfatti perché vediamo dei risultati, ed è importante, perché anche prima sentivo parlare appunto di un turismo non più massificato qui a Venezia. Magari non so se può essere anche, per carità, che la pandemia in Cina col lockdown abbia creato forse un miglioramento dei turisti che vengono a Venezia. E quindi insomma direi che assolutamente importante così questo aspetto. Io non voglio tediarvi ulteriormente, proprio perché i tempi sono stretti, quindi grazie a voi di nuovo. In questa tappa marce forzate darei la parola a Shanti Ganesha, anche per avere una prospettiva nelle nostre testimonianze di tipo diverso. Abbiamo qui l'occasione di avere una giovane che è veneto-indiana, e questo mi pare una testimonianza interessante. Io ho conosciuto Shanti Ganesha molto banalmente, devo dirlo perché mi sembra utile, andando a scuriosare nella sua bottega. È una bottega aperta recentemente, lei lavora il cuoio, lavora con le sue mani, ha avuto una serie di esperienze diverse, ha girato il mondo prima di aprire la bottega a Venezia, aveva fatto la scuola d'arte a Venezia inizialmente, poi ha girato il mondo e poi è tornata a Venezia e ha aperto questa bottega recentemente. Un aspetto che mi ha molto a me piace andare a scuriosare,
ma devo dire che una delle cose che mi ha colpito molto, chiacchierando con lei, cominciando a chiacchierare con lei, è che lei mi ha raccontato di aver tentato di coordinare alcuni artigiani giovani e di creare, non parlo di incubatore forse, ma forse anche sì, insomma qualcosa che fosse un coordinamento di giovani, proprio a partire da alcune delle considerazioni che sono state portate intorno a questo tavolo, del tipo i tempi, le difficoltà logistiche, le difficoltà amministrative, ma anche i tempi di lavoro, il fatto che molto spesso i giovani artigiani hanno anche un'altra attività perché devono far quadrare il loro salario, i loro mezzi di sostentamento, e di non esserci riuscita. Allora, questa cosa mi ha molto intrigato e mi sono detta, ma appunto non c'è riuscita perché? E perché non cerchiamo di dare delle opportunità di questo tipo? Lei ha proprio fatto questo sforzo, e questo mi sembra giusto menzionarlo, al di là delle sue competenze specifiche, perché va un po' nella direzione di quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Shanti. Salve. E intanto grazie per avermi invitato. Scusate l'emozione se mi trema la voce, ma non sono abituata a parlare davanti a un pubblico. Appunto, io ho aperto recentemente questa bottega 3 mesi fa, quindi sono neonata in questo senso. Con questa città, con Venezia in particolare, ho avuto un rapporto abbastanza conflittuale negli anni, nel senso che appunto ho studiato qui, ho studiato arte, quindi l'apprezzo nella sua bellezza, nella sua ricchezza, però io vengo dalle case comunali, vengo dalla Giudecca, insomma, ed è una città che ho fatto sempre fatica a permettermi un affitto, permettermi di vivere qui, e questo mi ha portato a emigrare in un certo modo. La pandemia mi ha riportato a Venezia, me l'ha fatta riscoprire e riamare, e io l'artigianato, appunto, il cuoio l'ho sempre fatto come secondo lavoro, facevo altro per mantenermi. Con la pandemia, avendo carenza di lavoro, mi sono concentrata appunto sul cuoio e l'ho trasformato in un lavoro. A Venezia, appunto, il problema fondamentale, secondo me, non è il fatto che non ci siano gli artigiani, ce ne sono tantissimi di artigiani e molto bravi. Il problema fondamentale di Venezia è che gli affitti sono troppo alti e gli artigiani non possono permetterselo, soprattutto noi giovani che stiamo iniziando la nostra attività, perché un affitto di anche 1.000-2.000 euro non è proponibile, perché è un rischio troppo grande per noi che partiamo. E quindi appunto tempo fa avevo trovato questo spazio meraviglioso, avevo contrattato con questo signore per il prezzo, avevo messo assieme questo gruppo di artigiani che come me lavoravano da casa e quindi non avevano un proprio laboratorio. E avevo detto, dai, facciamo questa cosa, no? Uniamo le forze e creiamolo. Però penso che il problema che si sia posto è stato la paura. Non essendo sostenuti da nessuno, essendo noi a giocarci noi stessi, i nostri risparmi, le nostre cose, quindi probabilmente pian piano ognuno si è tirato fuori perché non aveva il coraggio, soprattutto perché uscivamo proprio dalla pandemia di rischiare, e quindi sicuramente c'è bisogno di un aiuto, di un ente che supporti, o anche dei finanziamenti che supportino a far partire un progetto del genere. Io appunto ho aperto bottega e la mia fortuna è stata quella di incontrare questa signora, che è la mia proprietaria della bottega, che è stata una signora incredibile, anche perché dopo mesi di ricerca e gli affitti assolutamente improponibili, avevo quasi rinunciato onestamente a trovare una bottega. E finché non ho incontrato questa signora, che non è che mi abbia detto quanto era l'affitto, mi ha chiesto quanto puoi permetterti di affitto. E questo è stato l'inizio. Abbiamo discusso, abbiamo trovato un affitto che andasse bene a entrambe e io ho potuto rischiare in un certo modo. E ho detto, ok, è un rischio che posso addossarmi. E quindi è funzionato, sta funzionando. Adesso, insomma, sono nata, ma senza di lei io non esisterei probabilmente, sarei ancora a casa, nella mia stanzetta a lavorare, insomma. Quindi trovo che appunto le fabbriche nuove potrebbero essere sfruttate in questo modo qui, quindi creare anche tramite bando dei laboratori bottega
dove appunto i giovani possono usarlo come trampolino di lancio, con una selezione di artigianato di qualità, in cui possono effettivamente provare, rischiare in un certo modo e partire con la loro attività. L'anno scorso sono stata selezionata appunto ad Artigianato e Palazzo, che è un evento che si trova a Firenze, e tra i 10 artigiani emergenti appunto in Europa. C'erano tanti italiani, alcuni stranieri. Era un bando appunto per giovani under 35. Io all'epoca ancora non avevo la partita IVA, quindi stavo giusto sbocciando come artigiana. E quando sono arrivata lì, trovandomi, ci hanno messo in queste scuderie, no? Dove c'erano tutti questi spazi, questi box. Dovevamo fare dimostrazione del nostro lavoro e anche vendere. Tutto gratuito, proprio perché loro danno una sezione, ogni anno selezionano questi 10 artigiani gratuitamente. A stare lì solitamente costa abbastanza per partecipare a questo mercato. Lì ho avuto un'esperienza incredibile, perché con tutti questi artigiani che c'erano lì, tutti quanti facevamo cose diverse. C'è stato un senso di appartenenza, di famiglia. Ci siamo confrontati sulle difficoltà burocratiche, partite IVA, i social media, perché ora un artigiano non è che faccia solo l'artigiano, fa molte altre cose al fianco che prendono anche molto tempo. Ci sono tanti inghippi anche, no? E quindi è stato bellissimo trovare come una famiglia in cui ci siamo confrontati e tuttora ci teniamo in contatto, tuttora troviamo occasioni per incontrarci, darci forza e sostenerci. Quindi uno spazio del genere dove ci sono diversi laboratori è uno spazio funzionale, secondo me, che può aiutare i giovani e dare nuovo stimolo, no? a lanciarli. Un'altra cosa, appunto, sono anche gli artigiani internazionali, di ospitarli in residenze artigiane. Un po' anche Cavalli, appunto, riprendeva questo punto. È molto simile al mio progetto a quello di Cavalli, mi sono stupita leggendo l'abstract. Un'altra parte invece che volevo fare appunto sempre nel progetto che avevo iniziato era la parte espositiva, cioè appunto, come diceva anche Gianni De Cecchi, no? Diceva appunto che ci sono un sacco di artigiani, c'è tutto un... aspetta, me l'ero segnata, scusatemi. Gli artigiani sommersi, no? Perché effettivamente ci sono tantissimi artigiani che fanno artigianato come secondo lavoro, che lo fanno da casa loro e che non hanno avuto ancora né il coraggio né la possibilità di trasformarlo in lavoro. E quindi appunto degli spazi espositivi dove questi artigiani possono iniziare esponendo i loro prodotti, magari continuando a lavorare da casa, magari continuando ad avere altri lavori, ma iniziando a esporsi come artigiani, trovando una vetrina anche di vendita, un riscontro con il pubblico anche. Questo trovo sia molto importante. E la didattica è fondamentale. Oggi, fatalità, ieri ho incontrato Davide Pusiol, che è liutaio che fa appunto le chitarre, che è un mio vicino di bottega, e noi collaboriamo. Infatti anche questa cosa nei laboratori è bellissima, perché per esempio Davide fa le chitarre al liutaio e io gli faccio le cinghie per le tracolle per la chitarra. Ho un negozio di computer accanto, faccio le custodie per i computer. Nascono tutte queste collaborazioni meravigliose, no? E questa fusione di arti, di mestieri. E Davide ieri è venuto da me e mi ha detto voglio fare un corso di intarsio, conosci un posto dove posso tenere questo corso? Sai di qualcuno che ha uno spazio dove posso tenere questo corso? E io dentro di me dicevo, se esistesse questo ipotetico spazio meraviglioso, sarebbe bello avere una zona proprio dedicata alla didattica, dove gli artigiani possono tramandare i loro saperi, fare i corsi. Ho fatto un corso l'anno scorso d'inverno per i bambini con il cuoio, è stato bellissimo, l'entusiasmo che avevano, la voglia di imparare, lavorare con le loro mani. È importante andare a toccare appunto anche i più giovani, elementari, medie, superiori, coinvolgerli, le superiori per esempio anche con degli stage, ma anche le università di moda, design, in spazi del genere si potrebbero creare appunto degli stage.
o anche gli sviluppi dei progetti di fatto, no? Le università magari di moda e design fanno un progetto, ma gli manca magari la manualità, la cosa affiancarsi a un artigiano con cui realizzarlo, secondo me lo rende ancora più interessante, no? E poi appunto sempre nel progetto avevo incluso anche una galleria di alto artigianato artistico, perché secondo me anche Homo Faber, io ogni volta che vado a Homo Faber ho gli occhi a cuoricino, perché vedo tanta meraviglia, l'arte della manualità. E quindi anche questo in uno spazio del genere, per trarre costantemente ispirazione e puntare verso l'eccellenza anche, no? E secondo me è importante. Quindi sì, una fucina creativa in poche parole sarebbe bello creare a Venezia, e penso che appunto come sta andando il dibattito in questi ultimi 3 giorni mi sembra abbastanza forte anche la volontà e la voglia di farlo, poi tutto dipende dalle nostre amministrazioni ovviamente. E basta, più o meno questa è l'idea di un coworking polifunzionale, ma anche un servizio per la residenza. Per esempio io offro nella mia bottega riparazione a vecchie cose di cuoio, vecchie borse, vintage, possono essere o altro. La felicità dei veneziani, che sanno dove andare a ripararsi la borsa, perché i calzolai ancora qualcuno sopravvive, no? Però di fatto quando hai una borsa rotta non sai dove andare a riparartela. E anche questo è un servizio per la comunità, un servizio per la cittadinanza. E mi sono stupita tantissimo quando ho aperto la bottega, perché la reazione dei veneziani, facevano 2 passi indietro e l'esclamazione che ho sentito di più è stata finalmente. Cioè, proprio finalmente, no? Una bottega di vicinato. E non me lo aspettavo onestamente una reazione del genere. E quindi sì, io spero che si realizzi, sono in prima fila per lottare per questo progetto e niente, do il mio contributo come posso. Abbiamo bisogno di giovani, tra l'altro, in prima fila. Guido Cerasuolo, che poi ha bisogno di andare via, ha fondato a Venezia una società di produzione cinematografica chiamata Mestiere Cinema. Abbiamo voluto includere anche questo, perché io credo che anche il problema del cinema sia qualcosa di relativamente nuovo per Venezia, ma che ha particolare possibilità di crescita probabilmente. È presidente di questa società di produzione. È diventato un punto di riferimento sicuramente per chi vuole girare dei film a Venezia, in particolare documentari, anche documentari sociali, e quindi si apre un altro spettro possibile all'interno dei ragionamenti che stiamo facendo. Grazie, grazie a tutti. Sono anche un cittadino veneziano. Semplicemente perché ascolto quello che ho ascoltato e questi interventi e questo argomento mi sono cari, perché sono anche voluto restare a Venezia e provare a lavorare a Venezia. Quindi quando avevo 20 anni decidere di restare qui e di creare il mio lavoro, un modo per lavorare nel cinema qui, non era proprio scontato. Insomma, adesso sono passati qualche decina di anni e sono molto contento, perché cominciano ad esserci 2 generazioni di persone che sono riuscite a continuare a lavorare, che lavorano non solo a Venezia, non solo facendo le cose che si possono fare vicino a casa, ma proprio nell'industria del cinema. E 2 generazioni è tanta roba, sono tante persone, sono parecchie centinaia di persone, e adesso da un po' di tempo comincio a conoscere qualcuno che non conosco o che non mi conosce, e questo mi rende molto orgoglioso, perché vuol dire che la cosa è andata così bene che ci sono anche, che si è autorigenerata. Io credo onestamente, adesso per una brevissima battuta sulla sua introduzione, il mondo del cinema non sta crescendo, sta esplodendo ed è in crescita costante da decine di anni. Purtroppo per qualche motivo il nostro punto di vista italiano è parziale, diciamo, perché la nostra lingua ci ha tenuto in un certo
segmento di produzione e di partecipazione al mercato internazionale, ma il mondo del cinema, l'industria del cinema, credo che adesso molti di noi, adesso non ci conosciamo, ma insomma, normalmente sapete che c'è un'esplosione di utilizzazione di contenuti sia sulla rete che nei canali a pagamento, diciamo, cioè quindi Netflix e tutte queste cose qui, con dei fattori di moltiplicazione costante infiniti. Noi pensiamo al petrolio, purtroppo all'industria delle armi come industrie che caratterizzano il grosso business del mondo. Non è così. Per gli americani l'industria del cinema è l'industria numero 1 e le altre sono, come dire, sono importantissime, sono enormi, ci sono lobby gigantesche, ma il modo in cui il cinema condiziona, favorisce, anche in modo positivo, la nostra vita, oltre che il nostro lavoro, è pazzesco. E quindi io mi considero fortunato perché ho trovato un ingresso in questo mondo che è molto contraddittorio, ha tantissimi difetti, insomma è molto criticabile, criticato, però è un motore che gira ad altissima velocità. Come cittadino e come residente, diciamo, nel senso lavorativo, come convinto della necessità che le attività continuino ad abitare a Venezia e quindi non solo ad ospitare, non solo a diventare vetrina, sono anche però per lavoro estremamente abituato a conoscere nuovi posti in tutto il mondo e a vedere che ci sono un sacco di posti liberi, ci sono un sacco di situazioni come quelle che chiedeva adesso la persona che mi ha preceduto, cioè questa carenza di spazi, carenza di possibilità è pazzesca ed è contraddittoria rispetto all'enormità di possibilità e di luoghi che esistono, e quindi c'è una carenza di dialogo, c'è una carenza di messa in rete, c'è una carenza di connessione, c'è una carenza di disponibilità anche da un punto di vista istituzionale politico a capire, ascoltare e mettere in relazione, e c'è una richiesta, per esempio prima quella che diciamo era dentro le parole del sacrosanto lamento del lavoro, di certi lavori che finiscono e di certe attività che chiudono, eccetera. C'è una richiesta di aiuto e io credo che invece abbiamo bisogno di nuove regole che favoriscano le cose che riteniamo debbano essere favorite, devono essere promosse, e nuove regole che eventualmente invece facciano pagare questa possibilità e questa promozione ad altre attività che invece riteniamo che siano più di sfruttamento e quindi debbano essere diversamente favorite, meno favorite. Queste nuove regole da sole metterebbero in moto un sistema, come posso dire, autonomo e sano di mercato che fa diventare che poi le cose succedono, perché quando la città, adesso non mi ricordo l'esempio della Toscana, mi pare, crea una situazione dove gli artigiani arrivano e fanno rete, poi succedono delle cose. Se non ci sono queste occasioni, se non c'è la messa in rete, che non vuol dire la rete del web, queste occasioni sono molto più complicate per gli individui e c'è molto più un senso di un'appartenenza a una storia, mi viene da dire antica, però non nel senso bello, perché tutto questo sentimento anche della conservazione, la conservazione è una cosa pazzescamente importante, ma serve ad educare a fare cose nuove, non serve a tenere solo bene quelle vecchie, che è fondamentale, però non si deve fermare lì. Quindi il nostro comunicare cultura, ed è questa la forza pazzesca del cinema, perché tu guardando un film ti viene voglia di qualunque cosa può essere successo dentro quella storia che hai guardato. Quindi io sono molto ottimista, perché poi sono stato un ragazzo degli anni 70, quindi mi ricordo che la città era brutta, abbandonata e sporca, molto peggio di adesso, e naturalmente le contraddizioni che c'erano quella volta erano diverse da quelle di adesso, e oggi è giusto che noi soffriamo quelli di adesso, quindi la fatica di entrare in Vaporetto perché c'è troppa gente, eccetera. Però siamo fortunati, viviamo in una congiuntura critica, difficilissima, complessa, fortunata, perché voglio fare un esempio sbagliato, ma insomma non abitiamo a Teheran, abitiamo a Venezia, lavoriamo a Venezia, abbiamo moltissime opportunità positive. È molto complicato, dobbiamo parlarci meglio ed essere più disponibili a trovare delle soluzioni che dobbiamo
promuoverci, dobbiamo, come dire, muoverci e promuoverci e non chiedere che qualcuno ci aiuti, perché quello è un modo, a mio giudizio, sempre stato antico, superato e poco dinamico, e poco che al di là di alcune fortune, cioè quando ricevi un finanziamento, dei soldi o quello che sia, quel momento, certo è un momento fortunato, a me è capitato, ci sono fondi e modi anche per il cinema, però non è quello il modo in cui le cose poi vanno avanti. Le cose vanno avanti perché ti muovi e ti metti in connessione con le cose che si muovono. Quindi ci deve essere questo senso che guida un ripensamento dei luoghi del nostro mondo e della sofferenza che adesso abbiamo rispetto all'invasione turistica, che serva a promuovere quello che vogliamo, a mio parere, attraverso nuove regole che promuovano le cose che vogliamo e che le facciano pagare a quelle che non vogliamo o che non vogliamo, insomma, che evidentemente si occupano principalmente di sfruttare. Io quindi, come dire, lancio un piccolo segnale di ottimismo, perché ci sono lavori che vanno avanti e non è solo quello che faccio è un pezzettino di un enorme mondo che è quello dell'audiovisivo, insomma di tutto quello che guardiamo con gli occhi, che credo ciascuno di noi è tantissima roba. Cioè, se noi per esempio non parla mai nessuno, ma l'industria dei videogame, dei giochi che io non faccio, che io non conosco, è un mercato superiore a quello del cinema. Quindi ci sono dei mondi infiniti e abbiamo invece un atteggiamento un po' così di secondo piano per il fumetto, per tutte le cose che sono ormai un po' d'antan, e invece ci sono mondi di lavoro enormi che potrebbero riservare enormi sorprese se venissero maggiormente partecipati. Quindi un pochino, devo dire, a quelli che si lamentano perché dobbiamo tenere quello che avevamo, tornare ad avere quello che avevamo, ahimè, si vede dalla mia tintura di capelli, non si può tornare a quello che eravamo, quindi bisogna andare da un'altra parte, bisogna trovare il modo, le energie e le risorse per andare da un'altra parte, per fare delle cose nuove e soprattutto perché quelli che sono più giovani le possono fare meglio. Grazie. Molte grazie Guido Cerasuolo. Lui non c'era il primo giorno, ma quelli di voi che c'erano si ricorderanno che abbiamo cominciato con il cartello del banco di Andrea Via dicendo Venezia è viva e non Venezia è morta. Quindi questo aspetto... Vuoi dire qualcosa? Sì, certo. Mi è piaciuto parecchio la parte in cui parla di una cosa che in economia adesso forse sta iniziando a essere studiata, che io non ho approfondito più di tanto, ma sulla quale ho fatto riflessioni, avendo sentito da un'altra persona di questa nuova modalità di pensiero economico, che è quella che guarda a un'attività non solo in base a quanto questa attività produce proprio a livello economico, per cui in base al guadagno che questa attività e quindi anche al capitale che questa attività raccoglie nel tempo, ma quella che viene chiamata l'esternalità positiva o negativa di un'azienda. Per esternalità positiva o negativa di un'azienda si intende la ricaduta sulla collettività di quell'azienda, che può essere di vario tipo e può essere legata alla sostenibilità della produzione come a una ricaduta culturale. Mi viene in mente tutto appunto il comparto di chi restaura, eccetera, eccetera. Quando ho sentito parlare di questa cosa mi sono iniziata a chiedere come mai sistemi bancari come quello della banca, non mi viene il termine, etica o appunto l'economia oggi non si focalizzi su questo, che credo possa essere un nuovo tema centrale in termini di sostenibilità, nel senso che quel che diceva Cerasuolo sul far pagare chi alla collettività lascia cose negative, quindi la sfrutta semplicemente materiali, tempo, capitale di altri per incamerare capitale e non lasciare in realtà niente se non carbone dietro di sé, e chi invece magari produce molto meno da un punto di vista di capitali, ma in realtà lascia a una collettività tanto di più.
Allora, io chiaramente come persona che si occupa di tutt'altro non posso essere, cioè ci vuole un'amministrazione, qui ci vuole un sistema paese che pensi a questo tipo di politiche. Però nello stesso tempo forse noi come persone possiamo votare, forse non è l'unico modo per partecipare attivamente alla vita politica del paese, dovremmo iniziare a pretendere politiche di questo tipo e invece se ne parla sempre pochissimo, ecco, tutto qui. Benissimo. Grazie, mi pare giustissimo. Abbiamo finito l'elenco delle persone che erano iscritte fin dall'inizio nel nostro programma. Qui c'è Laura che forse può dire qualcosa perché ha seguito tutti i nostri lavori dal primo giorno e in maniera assolutamente con grande fedeltà, ma forse anche qualcun altro. Quindi darei prima la parola a Laura, poi se qualcun altro ha voglia di parlare e dire qualcosa, abbiamo ancora un po' di tempo, anche se l'abbiamo fatta lunga, ma insomma. Intanto grazie. È proprio un riassunto, visto che sì, grazie, ho ascoltato tutti i giorni, è stato fantastico. E preziosi giorni, grazie Donatella, veramente preziosissimi. Quindi nei primi giorni abbiamo visto che in tutta Europa il mercato cittadino è un asset strategico. Tutte le città d'Europa, abbiamo visto nelle varie documentazioni che ci sono state fatte, valorizzano il mercato o i mercati che hanno. È un asset per lo sviluppo della città, per il commerciale, magari per lo sviluppo turistico, per il benessere dei cittadini. È un luogo iconico, quindi è meta, lo sappiamo tutti, del turismo, di quel turismo attento alla cultura, alla ricerca di esperienze gastronomiche, quindi chi cerca anche il rispetto, cioè chi rispetta il territorio, chi cerca quelle peculiarità, e è un luogo ideale per valorizzare appunto la gastronomia e rappresenta i cittadini e la storia e la cultura della città. Inoltre abbiamo visto successivamente che si associa meravigliosamente all'artigianato, all'archeologia, alla formazione, ci sono state proposte di scuole di diverso, cioè dal restauro alla cucina, all'artigianato, eccetera. E prima dicevo con il regista Tealdi che oltre a raccontare i prodotti del territorio, la nostra cultura gastronomica e la nostra cultura artigianale, perché comunque Rialto ha delle parti che raccontano la nostra storia, Rialto per Venezia rappresenta anche qualcosa di più rispetto ad altri mercati, e cioè rappresenta il nostro DNA mercantile, perché come tu mi insegni, che anch'io ho studiato i tuoi libri, il suo valore è tale perché non è nato come mercato soltanto, è nato come centro della comunità di Venezia, primo centro della comunità Rivoalto, e quindi ed è nato come cuore dell'impero commerciale, cioè era il cuore dell'impero commerciale della città. Qui c'erano tutte le istituzioni preposte alla vita commerciale e mercantile, e quindi il controllo, le pensioni, il lavoro, il controllo qualità, eccetera. E poi per questa caratteristica a Rialto arrivavano le merci, venivano stoccate e poi ripartivano, e quindi qui venivano anche elaborate, e questo ha stimolato creatività, ingegno, innovazioni, nuove tecnologie, invenzioni che hanno reso Venezia quello che è Venezia. Quindi possiamo dire che questo progetto, che è un progetto proprio di rigenerazione urbana a tutto tondo, che ha colto l'interesse di tutte le varie realtà cittadine, tutte le varie realtà culturali, oltre a cambiare il futuro di Venezia, potrà ispirare il mondo, grazie al potere mediatico della città, potrà ispirare. E quindi mi sento sicura di poter dire, e questo mi è venuto in mente prima, che se Venezia vuole diventare sede del dibattito mondiale sulla sostenibilità, questo futuro non può esistere senza la valorizzazione di Rialto, non può esistere senza. Quindi se parliamo di sostenibilità, noi dobbiamo anche avere Rialto quello che sappiamo può diventare. Quindi se la sostenibilità è un tema cruciale per la città,
che cerca nuovi modelli per un turismo di qualità, perché questo lo stanno dicendo proprio in questi giorni l'amministrazione, lo hanno dichiarato, lo hanno scritto, che vogliono riposizionare la città, vogliono riposizionare verso un tipo di turismo di qualità. E anche di turismo che si può parlare, visto che 2 giorni fa qualcuno ha detto non facciamo niente per il turismo perché se no togliamo qualcosa ai residenti. Sì, però se muore non togliamo ai residenti del tutto il teatro, quindi possiamo dire che la sfida passa per la salvaguardia e la valorizzazione di Rialto dell'artigianato e dei talenti. Ci conosciamo tutti e ho lavorato forse con tutti quanti dentro questa sala e faccio eventi e faccio comunicazione. L'unica cosa che offro ora, perché meravigliosamente, è facendo tutto questo progettazione che durerà, ci sarà il convegno l'anno prossimo così, facciamo anche degli eventi pubblici in modo da espandere la conoscenza di questo progetto e di questo lavoro al pubblico, in modo da far arrivare alla stampa, di coinvolgere eventi pubblici. Il mio piccolo esempio è Atelier Aperti, che noi facciamo da tanti anni, apre le botteghe artigiane, ci portiamo la gente gratuitamente alla scoperta e alla conoscenza diretta del personaggio, dell'artista, e questa è l'occasione per fotografarlo, per intervistarlo, per pubblicare le sue foto sui social, per diffondere così. Esempio, però ce ne sono tanti altri che si possono fare. Giustissimo. Grazie. Laura, bellissima quest'idea. Intervengo di nuovo io perché io non riesco a non fare collegamenti nella mia vita. E quello che tu fai documentando quando fate la Venice Fashion Week e gli atelier aperti e tutto questo, potrebbe essere trasportato anche su un progetto del genere e fare delle brevi interviste delle stesse persone che sono state qui e dei loro punti di vista, chiaramente che dobbiamo riassumere in qualche modo, creando delle domande ad hoc per cui tutti noi rispondiamo, visto che comunque il social oggi è molto attivo. E devo dire anche un'altra cosa, visto che secondo me la sensibilità della gente giovane in realtà è molto più traslata verso questi temi di quanto ci si immagini, e i giovani hanno voglia di recuperare attività che noi pensiamo desuete, come persone che non sono nate digitali, ad esempio. Ho avuto un bellissimo esempio in quest'ultimo periodo. Io, tra le varie cose che tengo in negozio, tengo anche una piccola, casa editrice che semplicemente rivendo e che fa prodotti di carta. Tra i vari prodotti che realizzano dei cofanetti di carta da lettere. E io dentro di me ho pensato, ci provo a prenderli, ma non scriverà più nessuno lettere. Benissimo, lo scorso anno io ho avuto una quantità di ragazzi di 18 anni che venivano a prendere o a regalare cofanetti di carta da lettere, e questa cosa mi emoziona da morire, perché hanno ripreso a scrivere lettere, perché sono nati digitali e quindi il digitale lo conoscono già. E uno di questi ragazzi mi ha detto, io sono qui a Venezia perché studio e ho proprio una corrispondenza epistolare con i miei amici di Firenze, perché li ho lasciati là, e tu mi fai, non hai idea di che trepidazione è attendere una lettera. Io l'ho guardato e ho detto, guarda, sono già sposata, se no ti sposerei. Luca? Sì, no, una riflessione. No, volevo dire una cosa prima, poi una riflessione mia, sulle dichiarazioni del comune. Sono tipo dichiarazioni di Putin per conto mio, cioè non è il caso di crederci. Mandano avanti qualcuno a dirlo e poi non vedo mai seguire i fatti, ma questa è un'esperienza che abbiamo visto tutti. No, io facevo una riflessione da storico, perché tutta la discussione di oggi mi ricorda l'operazione Uffizi fatta a fine Cinquecento da Ferdinando I, quando decide di mettere 20 specialisti di diverse tipologie
e lui li mette agli Uffizi che sono stati costruiti da poco, sono uffici di Stato, però gli fa 20 atelier diversi e questi cominciano a comunicare, a scambiarsi informazioni, da gioiellieri a produttori di cose, di oggetti di pietre dure, insomma c'è effettivamente una sinergia, poi un passaggio di conoscenze. Allora lì era il Granduca che pagava. Un problema che dovremmo porci, non adesso perché siamo agli inizi della discussione, chi paga? Perché io vedo, oggi c'è stata la Federica Restiani che lecitamente ha sollevato dei dubbi sulla necessità di dargli spazi all'università che già ha altre possibilità. È vero che l'università è una grossa istituzione e ad esempio il sindaco è lui il primo, poi anche se anche lì l'ha detta e non si sa mai, che propone questa cosa, perché è una grossa istituzione che può far da traino a tutto il resto. Ma l'università si paga il suo spazio, naturalmente non restaurerebbe tutto il resto. Allora io penso sempre che l'università sia importante, non perché a me poi alla fin fine il mio spazio ce l'ho e quello non sarebbe fondamentale, però penso che faccia gioco a tutta l'operazione. Però magari cominciare a pensare quali potrebbero essere le fonti di finanziamento, perché è essenziale. È il nostro stato, il nostro problema delle pescherie, col gatto che si mordeva la coda, perché c'erano investitori che però dicevano se il comune non dà una garanzia io non mi presento, non mi manifesto. E lì, insomma, ecco, questo sarebbe una cosa da cominciare a pensarci, dopo ci sarà tutto il tempo. Grazie. C'è qualcun altro che ha voglia di dire due parole? Siamo tutti stanchi probabilmente, io per prima confesso, e quindi forse vorrei dire chiaramente che non cercherò, neanche tenterò di trarre delle conclusioni, perché credo che non sia, prima di tutto che non sarebbe giusto farlo, perché non è il momento giusto, nel senso che questo si è presentato fin dall'inizio come un primo step. Già l'Istituto Veneto si è impegnato a fare un secondo step intorno a marzo del 2023, allargando la piattaforma delle persone, degli interlocutori possibili, quindi è sicuramente un lavoro in progress che deve andare avanti. D'altra parte abbiamo un lavoro alle spalle, quindi voglio che sia veramente chiaro che non abbiamo assolutamente né coperto tutte i possibili persone da coinvolgere né i possibili argomenti. Ma anche non credo che sarebbe giusto fare delle conclusioni rispetto a un dibattito che è stato inevitabilmente molto molto articolato. Io prima dicevo, mi pare di avere una specie di frullato in testa e lo ripeto, e quindi rispetto a questo non sarei capace di trarre delle conclusioni, ma appunto mi sembra veramente impossibile farlo, quindi nessuna conclusione. L'unica cosa che posso cercare di dire a tutti è che mi piacerebbe, come Istituto Veneto, visto che siamo qui ospitati, cercare di raccogliere il materiale, di avere una sorta di dossier e possibilmente di fare anche uno sforzo riassuntivo rispetto alla quantità di cose che sono state dette, per condividerlo con tutti, comprese anche le diapositive che sono state proiettate. Ho pregato, e credo che il tecnico l'abbia fatto, di non buttare via, come di solito si fa, questo tipo di materiali, ben sapendo che c'è un problema di diritti d'autore, come dire, liberatoria e così via. Non si tratta di pubblicare nulla, quindi da questo punto di vista né diritti d'autore sono toccati né liberatoria, non andiamo contro le regole da questo punto di vista, ma proprio come materiale di partenza da macinare, tutti noi, e che in modo da ripartire da qualcosa di già fatto, senza ogni volta ripartire da zero. Nel dibattito di questi giorni, mi pare che sia Sergio Pascolo che lo diceva, una delle questioni importanti è quella di trovare un modo per depositare e stratificare le cose che man mano si vanno facendo, si sono dette, eccetera. Una sorta di tentativo di lasciar traccia. Ecco, quello che io vi propongo è
appunto di non fare assolutamente, di non trarre conclusioni, di cercare di raccogliere questi materiali per lasciar traccia di quello che abbiamo cercato di dire e per ripartire da una base di partenza che non è lo zero, ma è quello a cui siamo arrivati fino adesso, anche tenendo conto di quello che si sta muovendo intorno a noi. E con questo ringrazio tutti e concluderei la giornata.